Allora, prima di iniziare a leggere questo libro Il leone alato, volevo presentare questo graditissimo ospite, che è l'ingegner Marco Bertuzzo, presidente ANCE Friuli Venezia Giulia. Buongiorno ingegnere, grazie di essere qui, veramente grazie. E mi fa molto piacere che lei ascolti, leggerò una prefazione di questo bellissimo libro che fa capire la creatività dei nostri veneti, dei nostri italiani, dei nostri friuliani, ma di tutto il mondo italiano, che ce l'abbiamo nel DNA, che abbiamo creato delle grandi opere, non a caso questo libro, perché volevo sapere cosa ne pensa. Io sono convinta, ingegnere, che noi abbiamo molti ragazzi con questa creatività, ma non lo sanno. Non è facile capire che ce l'hai, bisogna che qualcuno ti accompagni in un percorso educativo, di cultura. Però una volta c'era qualcosa in più, c'era la voglia di conoscere, di essere intrigati da un qualcosa che poteva essere un pezzo di legno, una macchinina, un pezzo di marmo. Adesso non c'è più niente, noi mettiamo quando hanno 3-4 anni già il giochino, che è il telefonino, questi giochini terribili. E come fanno a creare che trovano tutto pronto? Allora, leggendo questi libri, perché la storia insegna, forse qualcuno dovrebbe riflettere, di fare un passo indietro, visto che abbiamo anche pochi giovani, di accompagnare quei giovani che abbiamo, che rimangono anche nel nostro paese, per capire se sono di creativi, dove possiamo impiegarli, come possiamo impiegarli. Ma non parlo solo di italiani, parlo di ragazzi del mondo. Ecco, io voglio capire questo. Non so se lei leggerà questa mattina i giornali veneti, ma siamo anche sul Corriere della Sera, Corriere del Veneto, dove questa imprenditrice, dopo un altro imprenditore, ha cercato di aiutare quei ragazzi che dormono per strada, anche se hanno un lavoro, dove lei dice: io sono stata una di loro, io so cosa vuol dire, io sono andata in Germania e non mi hanno accettato, eppure avevo il passaporto, avevo tutti i documenti, ma non trovavo niente in affitto. Aprite le menti, cercate di aiutare, aprite le case, impieghiamo ecco quello che possiamo impiegare anche di soldi pubblici per aiutare queste realtà. Allora, prima di sentirla volevo leggere questa prefazione con lei, per capire che ha fatto le grandi opere in Italia, questo grandissimo aeroporto che tutti ci invidiano. Allora, la prefazione è di Massimo Dominelli, fondatore della rivista IJP4, e il libro si intitola Il leone alato di Pierpaolo Beccic di San Servolo, una storia di oggi sulle ali del passato. Allora, la prefazione. Ho trovato interessante, molto originale, la scelta dell'autore di portare il lettore a conoscere una storia vera attraverso un giovane di oggi che la riscopre, quella che un secolo fa legò la Junkers alla Transadriatica a Lido di Venezia. Storia che si deve allora al giovanissimo ingegnere anconetano Renato Morandi, dotato di straordinario intuito e intraprendenza. Merita senz'altro in questo racconto aver fatto conoscere al lettore l'aeroporto Nicelli, che la BBC ha recentemente classificato tra i primi 3 aeroscali più belli del mondo, H. Milone, un tempo dimora di campagna della famiglia Morandi, situata sulle colline di Conegliano e Valdobbiadene, oggi patrimonio UNESCO, dove sono tuttora presenti ed evidenti testimonianze e segni di questo importante trascorso imprenditoriale agli albori della storia dell'aeronautica civile. E qui c'è anche la foto, bellissima. Allora, ingegnere, presidente, cosa mi dice dopo l'introduzione che ha fatto Mirella Tuzzato per capire cosa si può fare, perché dobbiamo tutti mettere una goccia nell'oceano, sennò l'oceano non si arriverà mai, si prosciugherà anche lui. Prego ingegnere. E raccontiamo anche cosa sta facendo come ANCE anche in Friuli Venezia Giulia. Prego. Microfono. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Interessante trasmissione. Certamente il tema che lei pone è un tema molto delicato e molto sentito anche dall'associazione che rappresento, perché il coinvolgimento dei giovani anche in un mestiere che è molto tradizionale, molto legato
alla cultura dei nostri territori come è quello del costruire, è un mestiere che è molto difficile da trasmettere, molto difficile da rendere attraente per i giovani che magari sono attratti da argomentazioni molto più legate al digitale, all'innovazione e ad altro. Quello che è lo sforzo che facciamo continuamente è trasmettere anche una tradizione. Oggi è una giornata particolare in Friuli perché oggi ricorre il 50° anniversario del sisma che ha colpito questo territorio in maniera pesante e importante e che ha determinato anche degli stimoli di carattere sia imprenditoriale che di carattere operativo in molti giovani di allora che adesso non sono più così giovani. Forse dovremmo riprendere certi atteggiamenti anche di dinamica e di attenzione verso il proprio territorio e le proprie tradizioni che dovrebbero un po' stimolarli e renderli più attivi. Mi piace il riferimento che è riportato nel libro anche a delle opere che i territori e anche persone che in fondo sono partite dal nulla hanno saputo poi realizzare e trasmettere proprio per creare anche e sognare delle cose in grande. Quindi sicuramente questo può essere uno stimolo importante per i nostri giovani. Noi sul territorio siamo impegnati con il sistema delle scuole edili per creare attrattività nel nostro mestiere. Abbiamo delle scuole che portano i ragazzi nei cantieri per farli appassionare anche del mestiere. Sono mestieri manuali su cui abbiamo bisogno anche di inserire nuove risorse. Lei prima ha citato il fatto che non si tratta solo di persone del nostro territorio, persone italiane. Di certo abbiamo la necessità di inserire anche molti stranieri, di attrarli anche da altri paesi, perché purtroppo quello che è il tema dell'inverno demografico, le nostre popolazioni, e questo problema riguarda Veneto, Friuli, ma riguarda anche l'intero territorio nazionale, stanno invecchiando e quindi abbiamo bisogno di inserire giovani e rendere attrattivi anche i nostri territori. Per cui c'è anche tutto un tema di politiche dell'abitare e della casa connesse anche all'aspetto sociale per non ghettizzare anche le persone straniere che arrivano nel nostro territorio, e quindi ci sono tutta una serie di ragionamenti che non riguardano solo il lavoro in sé e la professionalità che si deve trasmettere, ma riguarda anche un inserimento sociale, un inserimento nel territorio, una trasmissione di cultura che sono importanti e fondamentali. È vero però, Presidente, che io sento tante parole, si vedono tanti bei progetti, ma rimangono sulla carta. Il problema è che adesso bisogna agire. Non è che possiamo aspettare in eterno che qualcuno si decida a fare qualcosa perché la burocrazia, perché le tasse, perché i costi. Io ho sentito dei ragazzi che non lavorano nell'edilizia ma lavorano nell'agricoltura, che lavorano in questi vigneti e non danno neppure l'acqua. L'acqua la devono razionare perché non viene dato loro l'acqua, si devono gestire da soli. E avevo anche un ospite, che è un ragazzo che è uscito da San Patrignano ma si è messo nella strada giusta e ha detto: è vero quello che ha raccontato lei, Mirella, perché è capitato anche a me. Allora, Presidente, l'ANCE è famosa, ma tutte quelle istituzioni che siedono a questi tavoli importanti, che sono quelli ascoltati, non è che bisogna fare quel passo in più, come ho cercato di fare io quando quell'imprenditore mi ha chiamato perché ha sentito quel ragazzo che ha detto: se questa è vita meglio morire. Ha detto: no, io una settimana di vacanza voglio dargliela, che si pulisca, che trovi un bagno, che trovi un letto. Non sarà la goccia che farà traboccare l'oceano, però io voglio metterla. È successo il finimondo, razzisti, e cosa hai fatto con questi soldi, come fossero soldi miei che ho impiegato, solo fatto da tramite, questi vanno mandati a casa. Questa rabbia che trovo, ma magari su persone che poi hanno nei familiari persone che hanno emigrato e sono andate all'estero, che hanno vissuto la miseria. Poi arriva questa imprenditrice, che adesso le farò il servizio, che mi chiama e mi dice: vai avanti Mirella,
vai avanti perché siamo nella strada giusta, dobbiamo iniziare a fare rumore, non possiamo più continuare così. E lei racconta la sua storia, gliela faccio sentire, ingegnere. Sì. Molti anni fa, quando andai a lavorare in Germania, io stessa ebbi difficoltà ad avere una casa in affitto perché straniera, nonostante fossi europea, avessi un contratto di lavoro e parlassi un po' tedesco. Inizia così la lettera aperta dell'imprenditrice che ha offerto la seconda settimana di ospitalità in albergo ai migranti sgombrati dal Parc del Negro. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, l'imprenditrice, che vuole restare anonima e ha diffuso le sue parole attraverso Mirella Tuzzato, spiega le ragioni per le quali vuole dare una mano ai lavoratori stranieri senza casa. Noi veneti siamo gente pratica, sappiamo bene che i lavoratori stranieri ci servono come il pane. Le nostre famiglie ne hanno bisogno per la cura della casa e degli anziani, nei lavori agricoli e nei ristoranti, scrive l'imprenditrice. Abbiamo un calo demografico da paura e i contributi di questi lavoratori al sistema pensionistico e alle casse dello Stato ci servono. È un ragionamento pragmatico quello dell'imprenditrice, pur consapevole delle difficoltà di vivere insieme a persone con cultura, lingua e religione diversa dalla nostra. Usiamo i fondi di garanzia per i proprietari di case, scrive l'anonima benefattrice, i servizi di mediazione culturale per essere sicuri di far capire come si vive in condominio, come funziona il contratto. Non è per niente facile, ma se entrambe le parti si impegnano si riesce giorno per giorno, e conclude con altrettanto pragmatismo. Ci conviene. Ingegnere, lei il commento su questa lettera che ha scritto questa imprenditrice che per paura di ritorsioni, è già la seconda, vuole rimanere nell'anonimato, ma vuole fare rumore tramite Mirella. Prego, ingegnere. Guardi, io mi riconosco, ma mi riconosco anche con tanti colleghi in quel pragmatismo di cui parla l'imprenditrice che le ha scritto questa lettera anonima. Questo è lo sforzo che dobbiamo veramente fare tutti su questo fronte. Il tema della casa che ha affrontato nel servizio, di poter dare un'abitazione, un alloggio a queste persone, è un tema veramente necessario e importante. Cioè, noi queste persone qui le dobbiamo inserire in una casa dignitosa e accogliente, perché, e accolgo il pragmatismo della lettera, sono persone che ci servono, ma ci servono nel senso positivo del termine, nel senso che servono alle nostre aziende per operare, servono alla società in generale, anche per contribuire con la propria parte di tassazione al welfare dello Stato, perché insomma si è parlato anche nel servizio, l'avevo accennato io prima, questo inverno demografico è un dato di fatto, noi di queste persone abbiamo bisogno assolutamente. Quindi questo allarme è un allarme che conosciamo ed è un allarme di cui si parla in maniera costante. Di certo non sono problemi che si risolvono in 448. Dare una casa a queste persone necessita intanto comunque di dare la casa che gli si dà deve essere dignitosa, quindi devono essere case riqualificate, ristrutturate, che abbiano tutti i requisiti tecnici e di qualità necessari, e spesso i cittadini privati che sono proprietari di case che necessitano di ristrutturazione non ci mettono mano, o comunque non le danno in affitto perché hanno paura che poi non ci sia continuità nel dare la locazione, o ci siano dei problemi poi di allontanamento di queste persone nel momento in cui il comportamento e la virtuosità non sono all'ordine del giorno. Quindi c'è tutto un tema sociale da mettere in ordine su questo. Però si può fare. Il pragmatismo e l'invito di questa imprenditrice anonima, ma io penso che non dobbiamo essere anonimi su questi temi, perché sono temi che ci riguardano tutti gli imprenditori di tutti i settori. Molto chiaro, veramente la ringrazio, ingegnere, per quello che ha detto. Il problema è che qualcuno deve muoversi, perché ormai a Treviso siamo al 20° tavolo, però alla fine questi ragazzi dormono ancora per strada e sotto la pioggia, questa è la verità. Perciò io penso, vedi ingegnere, che c'è qualcosa che non mi torna. Ad esempio penso alle caserme, penso a tutte quelle strutture della Chiesa, dove si dice, almeno non so in Friuli, ma qui nel Veneto non ci sono più preti, non ci sono più suore. Noi abbiamo queste strutture che hanno i bagni
con l'aiuto del mondo del volontariato che ha tenuto in piedi il paese, ricordiamolo anche durante la pandemia, si potrebbe iniziare a fare qualcosa. Io non penso che abbiamo tutta l'Africa qua, ognuno ha i propri numeri, ma sono dei numeri che se noi li dividiamo per i comuni sono dei numeri che si possono tranquillamente gestire. Il problema è che c'è l'inghippo, cos'è? La burocrazia, le leggi, permesso di soggiorno. Eppure io ho avuto un ex direttore esponente della Polizia di Stato, era un dirigente, che ha detto tra le pieghe di queste leggi ci dovrebbe essere anche il buonsenso, trovare la possibilità, chi sei, cosa hai fatto in tutti questi anni in Italia, come ti sei comportato, hai cercato di migliorare, hai cercato di trovare lavoro. Cerchiamo di inserire e di scremare quelle che sono le mele marce da quelle buone, perché sennò non ne andiamo fuori, perché il messaggio che arriva, e lo sento anche dalle telefonate, sono tutti delinquenti, stupratori, spacciatori. Non è così, perché dopo io ho gli imprenditori che dicono io ne ho e sono bravissimi. Viene sempre il cattivo esempio evidenziato, ingegnere, mai quello buono, quello che si è integrato, quello che ha cercato di mettere famiglia, che si comporta bene. Sentiamo Giuseppe da Belluno. Ciao Giuseppe. Buongiorno Mirella. Buongiorno. Ma allora io vorrei chiedere a te e anche all'ospite, ma noi abbiamo ancora un buon senso, cioè un ragionamento logico e una visione del futuro? Punto di domanda. Cioè, allora da una parte mi dite che mancano dipendenti, ed è vero, dall'altra io conosco almeno una cinquantina di persone che sono a casa in Naspi, prendono uno stipendio ridicolo, per l'amor di Dio, ma non fanno niente. Poi un'altra cosa che voi non valutate, allora ci pagano le pensioni, attenzione. Mio fratello ha 2 indiani bravissimi, niente da dire, girano col turbante, però adesso arrivano anche i genitori. Chi è che ha pagato per la pensione, per le cure ospedaliere, per i loro genitori? Punto di domanda. Poi aggiungo un'altra cosa, io abito vicino a una moschea, si riempie sempre di più, Mirella. Io ho visto delle persone buone, accoglienti, eccetera. Un bel giorno una mia amica mi ha detto, sono andato in piscina, c'erano 5 donne col burkini che giravano in piscina, io non ci vado più lì, vado da un'altra parte. Cioè, ma noi non ci rendiamo conto che faremo la fine del Donbass? Cioè, accogliamo gente con culture, tradizioni e fede diversa, adesso tutti si scandalizzano perché ci sono dei candidati musulmani, ma allora ti faccio una domanda. Quando non solo i candidati, ma saranno presenti parlamentari o addirittura il governo sarà musulmano e diranno di cancellare il Natale, la Pasqua, festeggiare il Ramadan, che le donne girino col burqa e togliere i crocefissi, come la mettiamo dopo? A chi devo chiedere io conto dopo di questo disastro? Perché poi quella gente lì non li mandi più via. Loro, quando si parla di integrazione, mi dovresti spiegare, ma cos'è l'integrazione? Tu decidi di vivere in Italia, bene, bravo, sei onesto. Io ne ho conosciuti, Mirella, una volta ho conosciuto un albanese che mi ha detto, guarda, io ho deciso di vivere in Italia perché qui mi piace, io sono cattolico, a casa mia si parla l'italiano, ai miei figli gli ho messo il nome italiano. Ecco, quello è più italiano di noi, perché lui ha deciso di vivere secondo le nostre culture. Ma io chiederei a quelli che arrivano e a quelli che già ci sono, ma se a te non piace la nostra alimentazione, non ti piace il nostro stile di vita, non ti piace sentire le campane alla domenica e festeggiare il Natale o la Pasqua, ma solo il Ramadan, perché cavolo hai deciso di vivere in Italia? Punto di domanda. Ma voi, anche il signore lì, io purtroppo non ho figli, ma credo che avrete dei figli. Ma voi non immaginate fra 20-30 anni che le vostre figlie dovranno girare col burqa? Cioè, ma non è fantasia o fantascienza quello che sto dicendo. Basta andare a Birmingham, basta andare in Francia, basta andare a Nizza, basta andare in Belgio.
Inoltre, accogliendo questi bravi, che poi tutti credono a questi, no, che gli dicono che sono fuggiti, magari sono anche delinquenti, non hanno neanche il documento, eppure vengono accolti come fossero degli eroi. E anche interloquire con l'ospite per cortesia, perché sennò anche vogliamo il confronto, Certo. un confronto corretto. Mi fa piacere la telefonata, perché fa capire quello che dice la Mirella. C'è bisogno di un confronto, ingegnere, non c'è niente da fare, la telefonata è chiara. E questo avviene perché non c'è trasparenza su quello che si dialoga, su quello che si propone, su quello che viene richiesto. Prego, ingegnere. La telefonata è chiarissima e rappresenta quello che è una faccia di questa medaglia e di un tema che è veramente complesso e ampio. Certamente non possiamo prescindere dal integrare ed avere persone nuove e straniere che si inseriscono nella nostra società, perché con lo stesso pragmatismo della lettera che abbiamo citato prima, di queste persone abbiamo bisogno, perché altrimenti non abbiamo lavoratori, non abbiamo persone nella nostra società e nelle nostre aziende. Quindi questo tema dell'integrazione lo dobbiamo superare e lo dobbiamo gestire. Di certo dobbiamo gestire questo tema importante con un approccio che non è solo quello del volontariato o del fare bene. Queste persone devono avere un contratto di lavoro regolare, devono integrarsi e rispettare le regole, quindi le case che vanno ad abitare devono avere i requisiti necessari, devono avere dei contratti di locazione o dei mutui o delle situazioni di regolarità, e non possiamo prescindere da questo. Lei ha citato bene il tema delle numerose caserme che sono a ridosso dei nostri paesi. Ci sono anche molte proprietà private, tra cui quelle che ha citato lei, anche legate alla sfera ecclesiastica. Però non possono essere consegnate così come sono, oppure non possono diventare dei ghetti o delle situazioni di isolamento per persone straniere, perché se no andiamo ad implementare quelli che sono i problemi che la persona che si è collegata poco fa ha citato. Noi dobbiamo trovare il modo che queste persone abitino nei nostri paesi insieme alla nostra gente e si integrino anche nel rispetto della cultura che trovano in questo luogo, anche nel rispetto di quella che appartiene al loro luogo di provenienza, ma ci deve essere integrazione in questo. Il rischio di popolare le strutture come le caserme o altre strutture importanti, che sicuramente sono nei piani di ristrutturazione, per esempio io le parlo in particolare in Friuli Venezia Giulia, ci sono degli interventi importanti, ne abbiamo completato uno di social housing a Udine, in cui sono stati consegnati 75 alloggi, però non parliamo di alloggi destinati a persone in situazioni di indigenza o di incapacità di pagare un affitto, o di alloggi uso un termine forte, raffazzonati per far abitare delle persone. Sono alloggi che sono in classe A4 con tutti i requisiti energetici e tecnici necessari che vengono dati in locazione o in vendita a prezzi calmierati, quindi c'è anche un intervento pubblico di questo tipo. Però non si regala niente a nessuno, le persone devono avere un lavoro, un reddito e dimostrare di avere la capacità di sostenere quel canone di locazione o quel mutuo, e si dà una casa dignitosa in cui abitano anche altre persone della nostra società. Quindi il tema va affrontato nella sua complessità e l'integrazione deve essere fatta in modo assolutamente attento e con dei criteri ben regolamentati. Vede, ingegnere, le do ragione in parte, perché io che cerco di capire come fare per fare da tramite con questi due imprenditori che mi hanno chiamato, ho questi ragazzi in questo albergo Villa Fiorita di Monastier, l'unico albergo che ho trovato, perché gli altri sono tutti occupati. Il presidente degli albergatori Giovanni Kerr invece ha capito l'importanza di questo progetto per arrivare a un obiettivo che è quello di trovare una soluzione, e mi ha detto va bene, portali qua. Li ho portati là, si comportano bene, li ho lavati, ho dato i vestiti,
Li controllo nel senso che vedo come si comportano, perché è molto importante in questo momento. Abbiamo sentito la telefonata di Giuseppe. Guardo come ti vesti, non guardo chi sei. Guardo che hai il turbante, guardo che vai in piscina perché non ti sopporto, non mi vai bene, non riesco a mettermi assieme a te. Allora io penso che c'è una cosa che lei non ha detto. Non possiamo ghettizzare, è vero, sono la prima a dirlo. Ma io ghettizzo quando non c'è nessun controllo, ingegnere. Se io in questa caserma, in questa struttura ecclesiastica, metto il mondo del volontariato, qui nel Veneto siamo più di 700 associazioni, ingegnere, e accompagno questi percorsi, non di ghettizzazione, con i mediatori culturali, con le associazioni di ascolto, con le associazioni di trasporto, perché le abbiamo. Non abbiamo solo cooperative, ingegneri, abbiamo anche queste associazioni che volontariamente aiutano il prossimo, senza chiedere niente. Questo non si parla mai, si parla sempre di grandi numeri. Facciamo questo accompagnamento, andiamo a prenderli, li portiamo al lavoro perché non abbiamo i mezzi, ingegneri. Io non ho neppure la corriera dopo le 9 di sera che arriva a Monastier e prima delle 7 del mattino non c'è nessun trasporto, perciò devo andarli a prendere, portarli, perché hanno un lavoro e per loro il lavoro è preziosissimo, ingegnere. Anche se sono poche ore, per loro questo lavoro è preziosissimo. Allora dico, perché non uniamo le forze e vediamo chi chiamare anche del mondo del volontariato, anche, non solo, anche, e cercare di vedere cosa si può fare, perché è inutile continuare. Vediamo, lei prima Giuseppe parlava della Francia, parlava della... ma non sono così come noi, non è vero Giuseppe che è così, che li vedi in quelle condizioni. Io ho visto tanti ragazzi ingegneri, ho visto bravi ragazzi, non ho visto drogati, delinquenti, ho visto ragazzi impauriti, ragazzi spaesati, ragazzi infredoliti, ragazzi che non riescono più a capire cosa è successo in questo percorso. E quelli io li voglio aiutare perché vogliono lavorare. Uno mi ha fermato e mi ha detto: Mirella, io vorrei anche pagare un lavoro, ma non mi danno la casa, nessuno vuole affittarmi niente. Abbiamo le case chiuse, siamo a profondo nord, ingegnere. Sarà il profondo sud, ma abbiamo anche il profondo nord. Abbiamo sentito la telefonata. Se vogliamo che il nostro paese inizi veramente a vivere, dobbiamo iniziare ad aprirci, ingegnere, se no non ce la faremo mai. L'ha detto anche lei, non abbiamo più i numeri. Chi raccoglierà la verdura come racconta questa imprenditrice? Chi guiderà questi camion, le corriere? Chi lavorerà nelle fabbriche o nei ristoranti? Perché non voglio il pakistano, però mangio nel ristorante dove il pakistano è in cucina e lava i piatti o prepara. Capisce, ingegnere, che anche voi dovete unire le forze per fare rumore, perché non possiamo più continuare a chiuderci, non ce la faremo, moriremo, ingegnere, faremo come gli Inca, è vero quello che dice anche Giuseppe, perché i numeri non tornano. Prego, ingegnere. Allora, guardi, il tema delle case a disposizione dei privati è un tema che ci poniamo quotidianamente. I privati fanno fatica, come dice lei, a mettere a disposizione le proprie abitazioni per persone che vengono dall'estero, che sono in queste condizioni, perché hanno il timore che poi non venga data continuità alla locazione e tutte quelle che sono le tematiche ben note. Allora, come risolvere questo problema? È ovvio che non si può, sono delle case in proprietà, molte sono chiuse e come dice ben lei, piuttosto che darle a queste persone le vengono tenute non utilizzate, ed è una grande perdita di opportunità in questo senso. Allora, com'è che troviamo un modo concreto per fare in modo che le persone proprietarie di case, anche già voglio dire con tutte le dotazioni per essere messe in locazione, le mettano a disposizione in questi termini? Un progetto che abbiamo proposto è quello di creare dei sistemi di tutela dei privati che danno le case in locazione attraverso le ATER, che sono, diciamo, gli istituti delle case popolari che magari possono porsi a garanzia di conferimento della locazione, oppure per esempio il sistema delle imprese, che è reso disponibile perché l'imprenditore che dà lavoro a queste persone che a sua volta hanno bisogno di una casa, di un'abitazione in affitto, l'imprenditore stesso fa da garante nei confronti del privato che mette a disposizione
da casa. Questi sono gli strumenti concreti e reali che si possono mettere a disposizione, perché poi non è che possiamo, sicuramente si può fare opera di sensibilizzazione, ma poi la facoltà è del privato che questa abitazione la deve mettere a disposizione in qualche modo. Dobbiamo creargli attorno le condizioni perché lo faccia, e gli unici strumenti concreti per farlo è quello di fornirgli delle garanzie in questi termini. Sono d'accordissimo con lei sulla preziosità del terzo settore, su tutta una serie di servizi che possono essere dati. Il terzo settore nel sistema dell'housing, almeno in Friuli Venezia Giulia, per quel che conosco io, è molto coinvolto in queste realtà, quindi tutta quell'attività di integrazione, di sostegno, di aiuto nei trasporti, perché il tema logistico e del trasporto, soprattutto in quelle che sono le cosiddette aree interne, che non sono aree urbane, ma sono i paesi che caratterizzano i nostri territori, è un tema importante. Queste persone non hanno una macchina, devono spostarsi per andare sul posto di lavoro, e quindi su questo sicuramente un'azione importante la fa il mondo del volontariato, sicuramente un'azione importante la devono fare gli imprenditori stessi, che magari organizzano dei sistemi per andare a recuperare direttamente a casa queste persone. Io poi le chiedo una cortesia, perché ho un appuntamento a cui mi stanno aspettando, quindi le chiedo eventualmente se posso. Sì, adesso finiamo, ingegnere, adesso terminiamo. Grazie. Ecco, le faccio invece l'ultima domanda. Adesso abbiamo sentito che Trump rilancia con i dazi, se la prende ancora con Papa Leone. Cos'è che la preoccupa di più, ingegnere? Mi scusi, ho perso un attimino la sua voce, relativamente a cosa? Ecco, a Trump, il presidente degli Stati Uniti, che rilancia con i dazi, che se la prende con Papa Leone. Ecco, tutti stanno cercando di prendere le distanze, perché più di così non so cosa deve fare. Cos'è che la preoccupa di più? Perché queste guerre cominciano, e questa guerra anche a noi molto vicina preoccupa. Sicuramente sono seriamente preoccupato per quello che è, perché sono le ripercussioni sulla nostra economia di questi aspetti. È ovvio che la preoccupazione principale è quella per chi subisce il conflitto in modo diretto, però per quel che ci riguarda come sistema paese e come sistema imprenditoriale, subiamo ogni dichiarazione, ogni uscita di Trump con quelle che sono le conseguenze sulle borse, e quindi per esempio sull'aumento di prezzi. In questo momento stiamo sostenendo i prezzi e costi importantissimi sull'energia, noi che facciamo i costruttori non è che possiamo mandare le persone a lavorare in smart working, le dobbiamo mandare nei cantieri, con dei mezzi che consumano carburante, consumano gasolio, e questo carburante costa ogni giorno moltissimo per le nostre aziende. In questo momento stiamo sostenendo, riducendo la nostra marginalità senza pesare sulle casse dei nostri committenti, però sicuramente questo ci preoccupa molto, perché le ripercussioni ci sono. Speriamo che in qualche modo la situazione si stabilizzi, o che qualcuno capisca il fatto che c'è un'enorme speculazione finanziaria in termini di borse su queste singole dichiarazioni di un presidente che a volte, a mio modesto parere, sono fatte proprio per poter influire sui mercati in questo modo. Quindi qualcuno, sicuramente molto più in alto di me, deve prendere delle decisioni importanti e serie su questo tema. Allora sentiamo l'ultima telefonata, poi lasciamo l'ingegnere perché deve andare via, e sentiamo Claudio da Marano Vicentino, poi salutiamo e andiamo in pubblicità. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Esiste un treno del genio Ferrovieri che era stato costruito per i terremotati, ed è un treno che ha tutte unità abitative, e l'ultima volta che so io era a Ferrara. È stato usato anche nel Kosovo. Per quanto riguarda le emergenze abitative, c'è questa disponibilità. Fu costruito ancora negli anni 90 ed era bello lungo, poi non so che fine ha fatto, e penso sia stato diviso in più parti, perché era un bel treno grande. E date un'occhiata a questa possibilità eventualmente.
il treno dei terremotati. Buona giornata signori. Grazie Claudio, vedete, ecco, ci sono anche delle proposte, ecco, le persone a casa cercano anche di capire, anche loro di dire, ecco, cosa si potrebbe fare, perché qui dobbiamo pur venirne fuori, che si voglia o non si voglia. Giuseppe, io non so come, ecco, io penso che tu sei anche una brava persona, perché lo sento anche, però il problema è della paura di non conoscere questi diversi, sempre paura, il turbante, la croce. Io ho un banco alimentare, guarda, loro hanno un rispetto di tutte queste cose, sì che ne ho di diversi, sai, diversi paesi. Il problema è che abbiamo paura perché siamo così, non siamo più accoglienti come una volta, il diverso fa paura, perché gli esempi che arrivano, hai ragione tu, sono esempi devastanti, lo stupratore, il ladro, i delinquenti, poi vediamo magari che è il napoletano che viene a rubare nella casa dell'anziano e gli porta via tutto, e magari anche il ragazzino minore, ecco, oppure dall'est che arrivano i Kalashnikov, ma quelli non si vedono, quelli non fanno paura quelli che non hanno più niente da perdere, che sono queste persone che chiedono solo di respirare. Pubblicità. Abbiamo Daniele da Verona in linea. Ciao Daniele. Salve, buongiorno signore ospiti. Niente, per quanto riguarda secondo me le unità abitative, io ho lavorato parecchi anni in giro un po' per cantieri e vivevo in unità abitative di container dove che dentro c'è tutto, c'è la cucina, c'è il sala da letto, c'è la doccia, c'è tutto completamente. Quindi un'idea senza andare, come dire, in cerca di casi in affitto, che poi si sa, è da anni che se ne parla, ma i risultati sono sempre quelli che vediamo. Queste unità abitative che può essere dislocate anche in vari paesi, il comune, non so, ha dei campi a disposizione e si fa gli allacci con le fognature, gli scarichi e tutto quanto. È un'ottima soluzione che funziona in tutto il mondo senza nessun problema. Chiaramente gli abitanti pagheranno, come dire, le proprie utenze. È diciamo, un affitto simbolico, diciamo così, chiaramente firmando che se fanno danneggiamenti e quant'altro, come funziona in tutte le situazioni di affitto, pagheranno il dovuto. Ecco, questa secondo me è una soluzione valida. Buongiorno, saluti, grazie. Grazie, guarda, veramente grazie Daniele. È quello che parlava la responsabile segretaria della CGIL, segretaria generale della CGIL di Treviso, l'altro giorno che l'ho avuta ospite, questo villaggio fatto con queste abitazioni che spiegava Daniele, che funzionano benissimo. Andiamo nella luna, pensate, in America sono tutti prefabbricati, vivono nei prefabbricati, sono tutte case prefabbricate, ville prefabbricate, e qui invece abbiamo il problema della pietra. Se non facciamo la pietra non riusciamo a fare niente. Cortina ha dimostrato il villaggio, vi siete magari posti la domanda perché, visto la richiesta che c'è, invece di smontare sto villaggio, di portarlo, di svenderlo, di darlo, che non so cosa è successo, nessuno dice niente, di portarlo in situazioni dove veramente c'è un'emergenza abitativa? Ecco, vi siete mai chiesti? Guardate che sono anche soldi vostri, guardate che sono soldi vostri, che a piacimento di qualcuno impiegano, non impiegano, mettono, tolgono. Guardate che sono soldi pubblici, soldi vostri. Non so se c'è un'altra telefonata perché vedo telefono. Maurizio, vai Maurizio. Sì, salve, buongiorno a tutti. Niente, vorrei confermare quello che ha detto l'ascoltatore precedente, anche perché in Irpinia purtroppo sono ancora dentro questi, quindi ci puoi vivere benissimo volendo. E dopo io ho lavorato diversi anni per un'impresa di pulizia a Vicenza e provincia, e devo dire che purtroppo io vedo in giro anche nei vari condomini dell'Atere, ci sono appartamenti, 2, 3, 4 appartamenti liberi per condominio. Uno, ad esempio, a Schio ancora la tabella di vendita all'asta dal 2019. Come è possibile? Ti dicono che sono per le emergenze, ma se non è un'emergenza questa non lo so io.
Grazie, saluto. Grazie Maurizio, veramente grazie per le parole che hai detto, è quello che mi spiego e mi domando anch'io, sai Maurizio, quando chiedo e mi dicono che sono inagibili, che non possono essere né affittati, li mettono in vendita, ma insomma io penso che con la richiesta di case e l'emergenza che c'è qualcuno dovrà pure riflettere. Adesso qui a Treviso ci sarà un tavolo in prefettura, appunto fatto anche da imprenditori, da associazioni, per vedere di trovare una quadra, perché così non si può continuare a vivere uno contro l'altro, uno più arrabbiato dell'altro. Alla fine chi curerà i nostri diversamente giovani nelle RSA? Ecco, che nelle case anche, come ho detto prima, non vuoi il pakistano ma vai a mangiare dove c'è il pakistano. Ecco, cerchi la badante, però la trovi solo in determinate situazioni e di determinati paesi. E cioè allora bisogna che tutti quanti cerchiamo di capire, invece di arrabbiarci, di urlare uno contro l'altro, di vedere come possiamo trovare le soluzioni. Le soluzioni li devono quelli che abbiamo anche eletto, quelli che ci governano, sono loro che devono trovare le soluzioni, che devono sburocratizzare questa burocrazia che veramente impedisce di fare qualsiasi passo in più. L'avete sentito cosa hanno detto? Questi permessi di soggiorno che durano in eterno. Ma andiamo a vedere chi ha diritto al permesso di soggiorno, se si è integrato, se ha lavorato. Ecco, insegniamoli nel loro paese, ma ci dicono cosa hanno fatto fino adesso, visto che dovevano insegnarli e dove ci sono le guerre cosa facciamo? E dove non ci sono le guerre, che manca l'acqua, manca tutto, ma dobbiamo capire cosa c'è di buono. Ecco, io sono dell'idea che bisogna iniziare a scremare. Chi ha voglia di lavorare, chi ha voglia di integrarsi, cosa sa fare, perché io ad esempio ho questo ragazzo in albergo che fa il saldatore con tanto di diploma. È a casa, nessuno adesso cercheremo di impiegarlo. Allora capite che c'è qualcosa che manca. Questo sportello che cercheranno di aprire dove tu potrai rivolgere dovrà funzionare. L'impiego del lavoro, questi uffici, anche in regione, in provincia è sparito tutto, non si capisce più niente. Dove vado io a cercare lavoro? Queste agenzie interinali che non si capisce. Una volta con l'ufficio dell'impiego era più semplice. Io ho detto fateci vedere cosa ricevete i curricula. Nessuno mi ha risposto, non sai neanche come, chi, cosa, cerca lavoro. C'è un anello che manca ed è l'anello fondamentale, l'anello che unisce la domanda e l'offerta. Poi vediamo se sanno lavorare, se lavorano, ma se non li mettiamo alla prova come facciamo a vedere se sanno lavorare? C'è una fame di lavoro, guardate che io non è che dico numeri a caso, che fa spavento. Guardate che se continuiamo così voi veramente avrete dei problemi grandi a mangiare, a trovare soluzioni quando siete a lavoro per i vostri familiari, veramente ad avere la quotidianità che viviamo tutti i giorni. Guardate che non è mica così bello il momento che viviamo. E dico questo per farvi capire che forse dobbiamo fare più rumore, come ha cercato di fare anche questa imprenditrice. Ecco, quando abbiamo sentito anche queste persone che hanno parlato col terremoto, si sono rimboccate le maniche. Ecco, qualcuno ha detto siamo così, sì, siamo così, però adesso siamo un po' cambiati. Andiamo a vedere questo servizio in diretta terremoto per capire che paese, specialmente il Friuli Venezia Giulia, che esempio ha dato. Andiamo a vedere. Adesso dovrebbe partire il servizio. 15 ore di diretta per portare nelle vostre case le emozioni, i ricordi, le voci e gli eventi del 50° anniversario del terremoto. Il 6 maggio le telecamere di TV12 da Gemona si accenderanno alle 8:15 del mattino per mostrarvi l'omaggio al monumento, prima degli alpini e poi dei vigili del fuoco con l'alzabandiera. Alle 10:30, sempre in diretta, la Santa Messa alla Goi Pantanali, un altro momento di raccoglimento e ricordo. Ma saremo presenti anche negli altri comuni coinvolti dal sisma, tra ricordi drammatici e l'orgoglio dei simboli della ricostruzione.
Nel pomeriggio poi, a reti unificate anche su Tele4 dalle 14, seguiremo passo passo la visita del Presidente della Repubblica Mattarella, fin dall'arrivo a Rivolto, e della Premier Meloni, il Consiglio regionale straordinario al Cinema Teatro Sociale, sempre in diretta, con il sorvolo delle frecce tricolori. Ci saremo anche la sera con la Santa Messa nel Duomo di Gemona alle 20, il suono denso di significato delle campane alle 21, l'ora della scossa, e infine la processione al cimitero per l'omaggio alle vittime. Circa 15 ore di diretta ininterrotta per condividere le emozioni e le lezioni di ripartenza di un Friuli che ringrazia e non dimentica, 50 anni dopo il sisma che lo devastò. Giancarlo Grion non riesce a trattenere la sua commozione allo svelamento della targa nella sala consiliare di Magnano in Riviera. La legge con voce spezzata. I ricordi sono troppi e intensi anche per un forte 82enne come lui. Da ormai ex dipendente di Autovie Venete ricorda bene l'opera sua e dei suoi colleghi nel fungere da tramite tra le zone del sisma e quelle invece più tranquille. Di fronte alla desolazione tanti colleghi si sono prodigati per lenire un pochettino e ci siamo trovati anche di fronte a dover organizzare praticamente i soccorsi, a fare in modo che i soccorsi arrivino. Sincronia, tempismo, ma anche la gestione di tanta solidarietà e partecipazione. Il sincronismo tra chi lavorava sul posto del terremoto e chi lavorava in strada per tenere la strada pulita. Una sera mi sono trovato lì, è arrivato un ragazzo con una macchinetta bella, sportiva, e dice: ero in discoteca o in balera, non mi ricordo come si chiamasse quella volta, hanno detto che mancava il latte e i bambini stavano piangendo perché erano senza latte. Ho un quintale di latte, dove lo porto? Tanto per dirne una, e bisognava trovare una sistemazione, parlare con la prefettura, parlare con questo, parlare con quest'altro, dire serve là, non serve. Ora Giancarlo si guarda indietro, rivedendo le immagini di solo 10 anni fa pensa a chi non c'è più e ancora viene travolto dai ricordi di tante giornate difficili vissute fianco a fianco anche nei momenti peggiori. Mi commuovo ogni volta che vedo le loro fotografie, mi ricordo tantissimi episodi, i giorni belli, i giorni così come in tutte le aziende che non erano proprio luminosissime, ma poi si rischiaravano sempre. Allora io sto pensando a questo paese fragilissimo, perché anche il nostro territorio è molto fragile, lo sapete, è vero che siamo in zona sismica, oppure anche alle alluvioni. Se succedesse qualcosa, andiamo a vedere di che colore è la pelle di quel ragazzo che aiuta, o andiamo a cercare di trovare la soluzione per salvarci, per riuscire a lavorare tutti assieme, ecco, e creare veramente un ambiente favorevole a tutti per migliorare, per essere veloci, per riuscire a salvarsi. Ecco, quando sentite quelle persone che si tuffano per salvare anche le persone in difficoltà, ecco, nessuno guarda se è bianco, nero, giallo, arancione, guardiamo la persona che l'ha salvato, e i sindaci quasi sempre danno anche una medaglia, un riconoscimento. Ecco, forse dobbiamo fare questo, riconoscere le persone per bene, quelle che veramente aiuteranno il nostro territorio, quelle che si integreranno, quelle che aiuteranno i nostri genitori, i nostri nonni, anche noi quando saremo diversamente giovani. Giuseppe, io non so se tu avrai la fortuna, hai detto che non hai anche figli, chi ti accudirà? Ecco, capisci bene le mie parole. Ecco, tu, tua moglie, la tua famiglia. Bisogna pensarci, Giuseppe, bisogna pensarci con razionalità e pragmazione. Allora andiamo a vedere questo merito, questa laurea ad honorem che è stata data a un ingegnere indiano, tanto per cambiare. Andiamo a vedere, andiamo a Padova. Conferiamo a Umesh Kumar Mishra la laurea magistrale ad honorem in Electronic Engineer e gli rilasciamo il presente diploma a tutti gli effetti di legge. Padova,
AD 5 maggio 2026. It's almost unbelievable. È incredibile guardarmi attorno e immaginare cos'è stato essere qui ai tempi di Galileo e quanto coraggioso era insegnare qui in quegli anni. Non sempre era consentito diffondere conoscenza. È emozionato il professor Umesh Kuram Mishra dopo il conferimento della laurea magistrale ad honorem in Electronic Engineering da parte dell'Università di Padova. Professore all'Università della California, Santa Barbara, ha svolto ricerche orientate allo sviluppo di nuovi transistor a eterogiunzione fondamentali per migliorare l'efficienza dei sistemi di telecomunicazione e dei sistemi di conversione dell'energia, con notevoli ricadute sul risparmio energetico e sulla sostenibilità di sistemi energivori quali i data center. Un lavoro che ha ricadute sulla vita di tutti. Il fatto di avere individuato un nuovo materiale che riesce di realizzare dei nuovi dispositivi che permettono di aumentare l'efficienza, ridurre le perdite, vuol dire salvaguardare l'ambiente, vuol dire ridurre le spese, vuol dire veramente cambiare il paradigma della nostra società, e dove l'elettricità oggi ha un impatto fenomenale sia in termini di costi che anche di criticità per acquisirla. Dobbiamo usarla in maniera efficiente, non dobbiamo sprecarla come molte altre risorse che abbiamo ovviamente nel nostro pianeta. Il ruolo del docente è, per il neodottore Mishra, quello di diffondere conoscenza. It's really important to spread the knowledge. È importante diffondere conoscenza perché una persona sola non riesce a fare tutto il lavoro. Essere un professore è proprio questo, diffondere la conoscenza. Ora è nelle mani degli studenti e non so cosa ne faranno. È come avere dei figli e questo è magnifico. Riflettete, riflettete, riflettete. Pubblicità. Molti anni fa, quando andai a lavorare in Germania, io stessa ebbi difficoltà ad avere una casa in affitto perché straniera, nonostante fossi europea, avessi un contratto di lavoro e parlassi un po' tedesco. Inizia così la lettera aperta dell'imprenditrice che ha offerto la seconda settimana di ospitalità in albergo ai migranti sgombrati dal Parc del Negro. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, l'imprenditrice, che vuole restare anonima e ha diffuso le sue parole attraverso Mirella Tuzzato, spiega le ragioni per le quali vuole dare una mano ai lavoratori stranieri senza casa. Noi veneti siamo gente pratica, sappiamo bene che i lavoratori stranieri ci servono come il pane. Le nostre famiglie ne hanno bisogno per la cura della casa e degli anziani, nei lavori agricoli e nei ristoranti, scrive l'imprenditrice. Abbiamo un calo demografico da paura e i contributi di questi lavoratori al sistema pensionistico e alle casse dello Stato ci servono. È un ragionamento pragmatico quello dell'imprenditrice, pur consapevole delle difficoltà di vivere insieme a persone con cultura, lingua e religione diversa dalla nostra. Usiamo i fondi di garanzia per i proprietari di case, scrive l'anonima benefattrice, i servizi di mediazione culturale per essere sicuri di far capire come si vive in condominio, come funziona il contratto. Non è per niente facile, ma se entrambe le parti si impegnano si riesce giorno per giorno, e conclude con altrettanto pragmatismo. Ci conviene. Siamo tutti alla ricerca di un qualcuno che inizi a far veramente partire questa locomotiva. Una volta eravamo la locomotiva più importante d'Italia, il Veneto, e sono accorti dopo, quando hanno chiuso gli artigiani, che forse si doveva fare qualcosa. Mi scusi, ma è storia vera. Ecco, il ceto medio è sparito. E soprattutto cosa si può fare? Questa imprenditrice, pensate, la paura di dire di aiutare, perché qualcosa può nuocere, mi fa fare del male. Pensi che c'è un imprenditore che a Treviso sta costruendo una palazzina, che anche lui vuole rimanere anonimo perché ha paura di ritorsioni. Ma vi rendete conto? Ma guardi che è vero, perché abbiamo visto nelle nostre trasmissioni, sia dal direttore Bacciali a Fox, cosa è piovuto addosso a me, agli imprenditori che hanno aiutato, come avessimo tolto qualcosa dalle tasche di queste persone, questa rabbia, questa cattiveria. E poi in un futuro, come dico sempre, avranno
avranno bisogno anche loro di queste persone, se avranno familiari, qualcosa. Allora, ringrazio anche Gianni Marini, Presidente Pastoria Borgofuro, di essere qui. Buongiorno. Per la bellissima festa che hai fatto domenica in occasione della festa del Cason. Le nostre tradizioni, i nostri valori, aiutiamo i nostri, sì, e poi vediamo anche i nostri che dormono per strada o in macchina. Questa è la verità, guardate che vi dico la verità perché è successo anche l'altro giorno. Non vi dico come, non vi dico dove, è una donna, io ho fatto la segnalazione, perciò vi faccio capire che aiuto anche quelli, perché se lo faccio io nessuno lo faceva, e lei si è rivolta a me, però ho fatto la segnalazione. Allora, Presidente Marcon, cosa sta succedendo? Come invece di arrabbiarci, di metterci uno all'altro, di vedere sempre gli esempi negativi, di cercare invece di capire che dobbiamo tutti fare un passetto in più, aiutarci, cercare di dare un contributo anche piccolo, anche solo con l'ascolto. Prego. È un cambio di mentalità che non è facile fare, perché noi come veneti abbiamo sempre avuto una mentalità di retaggi mentali un po' chiusi nel cospetto non solo degli extracomunitari, ma spesse volte anche degli altri italiani in altre regioni. Ma ce l'avevamo qui Teroni, no, perché è vero, adesso ecco. Ce ne abbiamo qui diversi, Ecco, no, perché è così. Io l'avevo detto in un'altra maniera, ma lei io lo dico invece è più proprio, esplicita. sì. Però adesso dobbiamo fare di necessità virtù, perciò un po' per interesse, come ha detto l'imprenditrice anonima, ma secondo me un po' anche perché ne va della nostra sopravvivenza, della nostra questione sociale, perciò bisogna capire di aiutare queste persone, sorpassare l'idea che non sono tutti dei delinquenti, dei fannulloni, perciò aiutare. Sicuramente su 10 ce ne saranno 8 di bravi, qualcuno che non sarà qui per far del bene, ma anche lui sarà solo un altro peso sociale. Però per certi lavori ormai è l'unica risorsa che abbiamo, perché se osserviamo nei lavori, che non mi viene un termine migliore per non dire umili, sono gli unici che si adattano a fare questi lavori. La triste realtà è che gli italiani fanno un po' fatica ormai a fare questi lavori. Secondo me ci sarà un ritorno, purtroppo, perché la necessità del costo della vita ci riporterà probabilmente a fare anche più di un lavoro al giorno, perché il costo della vita è andato, secondo me, fuori controllo in questo periodo, e non sto parlando per gli stranieri, per gli immigrati, ma anche per l'italiano stesso, per la famiglia con 2 o 3 figli. Io alle volte dico sono veramente dei contabili per far tornare i conti a fine mese. E perciò torneranno probabilmente a fare dei lavori. Leggevo un articolo ieri su un giornale dove c'era scritto che a Rimini c'è il ritorno dei giovani a fare i lavori estivi che non lo facevano più. Beh, probabilmente le famiglie adesso non hanno più denari da dargli così da spendere, ma gli diranno torna a fare il lavoretto per pagarti gli studi, per pagarti la macchina, per pagarti il motorino, queste cose, quello che facevamo noi un po' di tanti anni fa, niente di che, però queste cose erano cambiate e ritornare indietro alla mentalità una volta non è facile. Purtroppo devo anche dire un'altra cosa: nella prima ondata, ma parliamo ormai di tanti anni fa, 20-30 anni fa, di extracomunitari arrivati in Italia, probabilmente non erano arrivati i migliori, ma erano arrivati forse quelli che scappavano dai propri stati, mi viene in mente dalla Romania, dall'Albania, eccetera. Noi nel trasporto autisti all'est europeo li abbiamo ormai dagli anni 2000, insomma queste problematiche le abbiamo ormai da 25-30 anni, e effettivamente i primi non erano proprio dei migliori. Però consolidata questa problematica negli anni, nella mia stessa ditta, insomma ne ho 10-12 di ragazzi dell'est europeo, glielo dico io, ragazzi bravi quanto i nostri, sono di più, insomma, perciò voglio dire, bisogna dare credibilità e una possibilità a queste persone. Ricordiamoci che se una persona vive male è difficile che sia un bravo dipendente, è una brava persona, bisogna dargli modo anche di poter vivere meglio, insomma. Allora, Presidente, intanto la ringrazio per quello che ha detto. Il problema è che non abbiamo i numeri, Presidente, perché i numeri che abbiamo di giovani non bastano, ma proprio non bastano a coprire i posti di lavoro che sono veramente queste aziende alla ricerca. Non abbiamo più i numeri. La demografia si fa sentire, tanti non vogliono fare, ma il problema è che non abbiamo più questi giovani. Quelli bravi poi se ne vanno perché giustamente cercano di trovare delle situazioni economiche più favorevoli, perciò vanno via, e qua bisognerà che qualcuno si decida a capire come intervenire. Però quello che preoccupa è sentire anche il Presidente Trump che sta rilanciando con i dazi, l'ho detto anche prima, se la prende col Papa. Lei ha detto abbiamo dei costi che ormai veramente sono incredibili. Ecco, cos'è che teme di più, Presidente? Cos'è che ha paura? Perché queste guerre sempre più vicine, ne abbiamo 1 o 2 passi da casa e non dimentichiamocelo. Ecco, perché sembra che ci siamo dimenticati di questa.
E cos'è che vi preoccupa di più? Ci preoccupa di più proprio l'instabilità dei politici di alto livello, quando parliamo dei presidenti degli Stati Uniti o del Putin di turno, eccetera. Purtroppo non ci danno stabilità, non ci danno sicurezza e oltretutto li vedo pericolosamente instabili, nel senso non solo economico ma anche dal punto di vista sociale e delle guerre. Perciò, come ha detto lei, forse non ce ne accorgiamo, abbiamo qui una guerra a meno di 1000 chilometri, insomma, da casa nostra, e l'abbiamo dimenticata perché adesso abbiamo un'altra crisi, ma è ancora qui, non si è spenta assolutamente. Non pensavo mai di doverlo dire, ma rimpiango i vecchi politici, quelli più tranquilli, che veramente facevano i politici, perché secondo me la prima cosa che deve fare un politico è tenere la situazione in pugno e cercare di trovare la mediazione tra le cose. E invece vedo che negli ultimi 15-20 anni prevalgono, diciamo, quelli più sanguigni, forse perché hanno più appeal per i voti, però questo non ci porta da nessuna parte, ci porterà sempre degli scontri, perché quando due persone non riescono a dialogare, in momenti di scontro vediamo quello che sta facendo Trump, che onestamente non mi nascondo, nel primo mandato che aveva avuto, secondo me aveva avuto delle belle idee. Adesso non so il motivo, ma ogni mattina quando si alza cambia tendenzialmente l'idea sul cosa fare, se la prende con chiunque, esempio eclatante il Papa. Perciò questo temiamo, perché in un momento di instabilità anche l'uomo della strada, la persona comune non sa come muoversi, perciò limita gli investimenti, limita le spese e ferma tutto il settore economico. È inevitabile, anche le aziende, noi lo sentiamo a livello di Confartigianato, ma lo sento anch'io come imprenditore, si muovono a vista, perché non sapendo cosa succede domani si fa fatica a fare dei business plan per 5-10 anni, perciò tendenzialmente si sta fermi e questo ferma tutto. E questo ferma tutto. Però, Presidente, quello che invece mi preoccupa è che qualcosa dovrà succedere, perché non si può star fermi, perché star fermi vuol dire che non ti muovi più. Noi abbiamo bisogno che i camion si muovano, che i trasporti siano efficienti, abbiamo bisogno di lavoro, abbiamo bisogno di tutto, e noi abbiamo queste persone ferme perché non arriva questo permesso di soggiorno. Allora, io ho avuto questo dirigente, già dirigente della Polizia di Stato, che ha detto bisogna fare qualcosa. Se la legge, la burocrazia non permette di andare avanti, bisogna che trovino tra le pieghe il buon senso. Vedere chi è questa persona, cosa ha fatto in questo periodo che è venuto in Italia, se ha cercato di integrarsi, se ha cercato di trovare lavoro, se ha cercato in qualche modo di rendersi utile e non è riuscito. E poi vediamo invece quello che continua a delinquere, continua a fare perché abbiamo delle leggi che anche qua bisognerebbe capire cosa succede, perché sennò non andremo avanti. Voi avete bisogno di lavoratori, però questi lavoratori nel suo campo hanno bisogno anche di avere questa patente. Io ho questi ragazzi che vanno al lavoro, che devo andarli a prendere e portarli perché non ci sono mezzi di trasporto, perché la corriera da noi parte alle 7 del mattino, loro alle 6 hanno il treno, e perciò... Allora, secondo lei, cosa si potrebbe fare per cercare di aiutare anche questi ragazzi? Parlano 3 lingue, glielo dico io, quasi tutti parlano 3 lingue. 2 sicuri, specialmente in spagnolo, vedo molto il spagnolo che parlo, francese, tedesco, e soprattutto iniziare a insegnarli anche a guidare. C'è niente da fare. E non è banale. Non è banale. Perché avremo bisogno anche di questi, perché stiamo sempre impiegando sempre più su ruote, su gomma, non è che impieghiamo sui navi. Allora, io vedo anche queste associazioni che stanno tentando di aiutare, che cercano di fare dei laboratori, cercano di cercare di capire come fare. Non pensa che forse anche la patente, di avere la patente, sta diventando una cosa importante, che dobbiamo iniziare a muoverci anche in questo settore? No, perché nessuno ne parla, io dico,
No, vabbè, nel mio settore chiaramente è fondamentale avere la patente, è basilare, però voglio dire anche a livello di vita normale, se deve semplicemente andare a lavorare in una zona industriale, questi ragazzi, questi giovani, questi extracomunitari devono avere possibilità di arrivarci, siccome molte zone non sono neanche servite a mezzi pubblici. Lo dice lui, non l'ho detto io. No, guardi, nella zona dello Pitergino Motense dobbiamo trovarci con altre nostre consociate, diciamo, per risolvere anche questo problema qua, perché anche le zone industriali sono un po' abbandonate a se stesse, mancano servizi e perciò veda il caso di questi ragazzi non arrivano neanche a lavorarci, non hanno la patente, non sono serviti come ci arrivano alle fabbriche. Per tornare al caso specifico della patente bisogna ritornare a quello che avevamo fatto, quello che avevamo parlato in un incontro precedente nostro qui in trasmissione, tornare a far pratica sul campo. Secondo me la teoria funziona, bisogna farla sicuramente, spiegare, però bisogna che questi ragazzi, soprattutto nel trasporto, vengano affiancati da gente che lo fa da anni. Allora capiranno, come dicevo anche l'altra volta, mi dispiace ripetermi, ma è la pura verità. Si ripete, Presidente. Si innamoreranno anche del lavoro e capiranno come funziona e sicuramente apprendono molto di più a una persona che è sul campo da 10 anni. Questo però, se mi chiedi il motivo, non so dirgli il perché, non viene fatto. Meno male che siamo in due che ci chiediamo come mai non viene fatto, meno male. Non so spiegarglielo perché noi come imprenditori del trasporto lo vorremmo, le nostre federazioni lo spingono, però in realtà le cose non si muovono. Si continua ad andare sulla teorie anche abbastanza impegnative, al di là del costoso che magari economicamente si può risolvere con l'aiuto di imprenditori, con l'aiuto stesso della Confartigianato e altre associazioni, si arrivano i fondi. Però questi partono scoraggiati, che magari con qualche difficoltà di lingua ce l'hanno, si trovano con tante ore di corso da fare e dicono no, prima di fare una patente professionale mi fermo già. Invece se li mettiamo sul campo, secondo me arriverebbero alla qualifica sicuramente con qualche difficoltà in più, perché pensiamo che magari qualche ragazzo che arriva dall'Africa non hanno neanche la sensibilità e l'abitudine alla guida come la nostra, però ci arrivano sicuramente facilmente se li mettiamo sul camion. E comunque insomma io sono sempre ottimista e osservo i camion che girano per le strade e vedo che ci sono dei ragazzi extracomunitari anche di zone dal Madagascar, dall'Africa, che tendenzialmente 10 anni fa non c'erano, insomma. Perciò un po' alla volta ci sarà, però per sciogliere questo nodo bisogna assolutamente portarli sul campo, dargli in affidamento a delle aziende sotto controllo, nel senso che penso non sia un problema per un'azienda giustificare i movimenti di un autista, affiancandoli ad autisti con esperienze italiani oppure dell'est europeo, che ormai hanno già esperienze di 10 anni. Secondo me portiamo a casa dei bravi ragazzi con voglia di fare. Avete sentito cosa ha detto il Presidente Marcon? L'avete sentito bene? Anch'io sono di quest'idea, ma facciamoli lavorare, vediamo cosa sanno fare. Ognuno nel proprio settore, perché io quando incontro questi ragazzi, vi ho detto prima del saldatore, ma come tutti cercano saldatori, io mi trovo con questo ragazzo che ha questo anche patentino e non ha lavoro. Ma dove va, poveretto? Poi ha detto che sono impauriti, spaesati, non hanno punti di riferimento. Io mi domando, ecco, questi tavoli chi si siede, l'ha detto il Presidente Marcon, ecco, non riesco a capire, perché noi facciamo anche delle proposte, però se non vengono ascoltate, perché c'è sempre un paletto davanti, che è la burocrazia, che sono i soldi. Una volta i nostri imprenditori, che lo dico tutte le mattine, ecco, prima cosa facevano le case per gli operai vicino alla fabbrica, ecco, investivano. Sai cosa mi ha detto un imprenditore l'altro giorno che ho avuto ospite? Che gli imprenditori del 2026 sono tutti finanzieri. La finanza, alta finanza. Ha detto la verità. L'ha detto lui? Ha detto la verità. Quella è la differenza, ho detto io, dell'imprenditore di una volta a quelli di adesso. Solo finanzieri, alta finanza e basta. Allora forse anche questi devono capire che forse così non gira più. Sentiamo Maurizio da Conserve e poi andiamo da Gianni Marini. Ciao Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Io volevo rispondere al professore, presidente, ecco, non Presidente Marcon. Il presidente, ecco. Allora, niente, qua purtroppo i tempi sono cambiati rispetto a 30-40 anni fa, 40 anni fa, ok? Allora, adesso gli stranieri che vengono qua nelle aziende devono capire che, punto 1, devono imparare la lingua per comunicare col titolare dell'azienda, altrimenti non si fa nulla. Punto 2, devono essere minimo automuniti o motomuniti, almeno per quanto riguarda
il mio settore. Purtroppo ce ne sono 2 che hanno ancora la bicicletta, si sono presi quella elettrica, fanno un po' più di strada, meno, non muovono le gambe, voglio dire, ecco, non pedalano. Però allora il titolare nostro, della nostra azienda, ha detto che se assumo ancora, se dovessi assumere ancora stranieri, devono essere però automuniti, altrimenti purtroppo io non posso assumerli, ok? Perché non posso dare disposizione di furgoni o furgoncini, a parte che i nostri sono tutti occupati, ecco. Però loro devono capire che per muoversi bisogna avere il proprio mezzo. Bene, con questo attendo risposte dal Presidente e un saluto a tutti quanti voi e una buona giornata. Grazie anche a te Maurizio. Allora Presidente, rispondiamo, poi andiamo da Gianni Marini. Sì, il signor Maurizio ha sicuramente ragione. Il problema è che dobbiamo trovare una media tra l'esigenza da una parte e l'esigenza dall'altra. È giusto che un imprenditore non si faccia carico della mobilità, di dare questo tipo di servizi ai propri dipendenti che siano extracomunitari italiani, però è anche vero che questo imprenditore ha necessità di manodopera. E siccome non la trova, probabilmente si sta rivolgendo a questa tipologia di operai che hanno queste difficoltà. Perciò capisco benissimo, sono imprenditore anch'io, che tante volte ci inalberiamo su queste robe qua, però se non arriviamo a portarci a casa questi dipendenti non ne troviamo altri. Allora o riduciamo la nostra capacità produttiva o altrimenti bisogna pensare al modo di dare questa possibilità a questi ragazzi. Rimango d'accordo, non vorrei essere frainteso, che questi ragazzi, una volta che hanno questi vantaggi, devono dimostrare sul campo di essere brave persone e operative, attenzione, perché se vengono solo qua per avere la macchina come welfare aziendale per poi portarsi a lavoro e non rendere assolutamente niente, non va bene. Ci sono anche queste realtà e attenzione, non vorrei essere frainteso per quello che dice ma portiamo chiunque a lavorare nelle aziende che sono il bene e la panacea di tutti i mali, assolutamente no, perché gli imprenditori nostri di sforzi li stanno facendo e ne faranno ancora. Però dobbiamo capire che è una nostra necessità per le nostre aziende, non troviamo manodopera e purtroppo l'unica fonte, l'unico serbatoio vengono da là, volenti o nolenti, questa è la realtà. Però bisogna anche capire, come è arrivata la telefonata di prima, che non si può neanche vivere con la NASPI e non andare a lavorare, perché prima è arrivata questa telefonata, perciò qualcuno dovrà anche decidersi di capire quello che funziona e quello che non funziona, perché se non iniziamo a tagliare i rami secchi, perché ne abbiamo parecchi, non andremo da nessuna parte, questo albero prima o dopo muore, questa è la verità. Abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Ecco, sentivo parlare il Presidente prima e sono perfettamente d'accordo con lui che ha nostalgia della politica vecchia. Parliamo tutti che i stranieri, gli italiani devono essere preparati. Sa Mirella che va a fare l'amministratore, basta che lei domani mattina si metta in politica, anche se non sa fare niente, può essere eletta consigliere comunale, onorevole, consigliere regionale, qualsiasi incarico e così. Una volta facevano la cavetta, prima di uno, signora Mirella, prima di uno di arrivare doveva sapere l'ABC della politica e giustamente, come ha detto il Presidente prima, loro come associazioni si rivolgevano alle varie segreterie, c'erano le segreterie come si dice di comprensorio, c'erano di tutti i partiti, c'erano le segreterie provinciali, andavano a parlare con loro, sentivano proprio il fiato di questi industriali che chiedevano questo, chiedevano l'altro e praticamente poi facevano le leggi adeguate a questo. Vi è saltato questo anello che adesso comandano solo i funzionari, vedrà che anche quando avranno inventato l'intelligenza artificiale, che dicono che vedrà che i dipendenti pubblici saranno sempre pochi perché comandano solo i dirigenti. Mirella, lei detto che tante volte va e sente sempre, invece una volta comandava la politica e lui in prima persona che comandava, invece adesso è diverso. Poi un'altra cosa volevo dire al Presidente, signor Presidente, se lei fosse
con la vecchia politica e mettevano il secondo autista come c'era una volta. Io ho lavorato tanti anni sulla strada, c'era il secondo autista, lei vedo che non è proprio giovane, io sono anziano, però c'era il secondo autista, basterebbe mettere di fiscalizzare chi assume e per un anno fa l'autista in parte all'altro e sa tutto, poi le ore di teoria, al giorno d'oggi se si rompe un cambio non cambiano neanche la ruota, Mirella, sono tutti i camion computerizzati che devono andare in concessionaria, non c'è niente di... Cioè qua hanno insegnato la teoria della segnaletica e l'altra tutte pagliacciate secondo me. Ecco, volevo il parere del Presidente. Buongiorno e grazie e buon lavoro signora Mirella. Grazie caro Gianfranco, fa piacere il buon senso che hanno i nostri telespettatori, avete sentito. Allora salutiamo prima di rispondere a Gianfranco Valeri il nostro Gianni Marini. Gianni ha raccontato anche qui che è stato operaio. Ecco, cosa noti Gianni? Intanto complimenti per la bellissima festa che hai fatto domenica, la festa del Cason, c'era tantissima gente, è ormai diventata una tradizione, proprio un punto di riferimento per le tradizioni. Prego Gianni. Ascoltando sta roba mi viene in mente, me l'avevo fatto anche a me 40 anni e mi ricordo che caricavo i camion, cioè praticamente ero come un po' del settore perché la mattina sì che era una coda di 40 camion con macchine enormi che caricavamo e gli autisti era più o meno un po' vicino alle case dove chi abitava, sue, perché dei stranieri, quel periodo che ero al lavoro non era. Quindi mi ricordo che passava anche i camion sui vari cantieri dove magari uno era da Quinto che altro da paese, insomma, passava chi dietro 12 camion e dopo li spostava, era più facilità. Giustamente prima diceva, adesso se manca anche i militari, cioè quando che era militare si faceva la patente A e era già un vantaggio perché anche mio fratello per esempio la patente E, che non l'ha mai imparata, però l'ha fatta sotto militare. Adesso che c'è questo problema di formare queste persone che giustamente bisogna che impari anche quello che può essere sbullare una gomma, diciamo a telefono, arriva, però fuori per il mondo succede tutto, quindi bisogna anche essere un po' autonomi. Cosa che posso dire? È un momento un po' così, cambia tutto dopo 40-50 anni e quindi bisogna cambiare anche la mentalità, bisogna cambiare anche il tipo di discorso. Mi vedo, non me ne intendo più di tanto, ho parlato del mio lavoro che facevo, è cambiato soprattutto anche da 20 anni che ho smesso di lavorare, però mi ricordo quello che era successo. Basta, è tradizione è che gli autisti una volta, giustamente come diceva, era il secondo, era il primo che insegnava, faceva anche del piore, però il Presidente era, sì, è vero. Mamma mia, mi faceva che vite gli autisti una volta, adesso mi pare che insomma tutto sommato che toccava dormire sulla cabina qui che si fa in trasferta, però insomma fa anche vuol dire la strada meglio, le superstrade. Una volta che mi ricordo che era il terrore di Appennini, santo cielo, andare su per là, era Caine da metà su d'inverno, proprio vitacce, per non parlare qui dei corrieri, corria sempre, mamma santa. Io ho fatto una bella roba quella di fermarsi, con le sue ore, insomma, e gente un po' favorì, ecco tutto è. Senti Gianni, ma questa rabbia contro il diverso, ecco, questa accoglienza, tu rappresenti una delle tradizioni più importanti, la pastoria del Borgo Furo, ho sentito anche gli elogi che ti ha fatto sia il sindaco Conte domenica, ma altre autorità che c'erano alla tua festa, per far capire l'importanza di quello che tu cerchi di portare avanti, queste tradizioni, i valori, soprattutto i valori di una volta, questi ragazzi che stanno perdendo i valori. Cosa vedi Gianni? Mi sono sempre d'accordo che questi giovani, noi siamo tutti cattivi e tutti delinquenti. Noi abbiamo fortuna di avere una squadretta di giovani bravi, tosati, pieni di creanza. A sera quando chi arriva e prova mi saluta, qui va via anche. Cioè, anche a gusto, insomma, questo affetto che ti dimostra. Noi come presidenti che abbiamo il dovere di andare avanti quelle robe, però anche ora vedo chi è in fianco. Mi domenica a nominare la nostra festa, purtroppo un po' per il problema che ho, un poco perché ormai comincio a cambiare l'età, però mi sono trovato prima fatto e dopo desfatto, sul senso che bravi, c'è dato da fare. Per quello che può riguardare il nostro gruppo, sì, noi abbiamo un festival, per esempio a luglio, che abbiamo ospiti, sto anno per esempio che abbiamo Messico, che c'è l'Ecuador, che c'è la Georgia,
Abbiamo un gruppo del Brasile che si avvicina a Rio de Janeiro. Noi abbiamo sempre aspettato o gruppi africani. E teniamo per 15 giorni più che non potremo fare, però siamo aperti a quello che può essere il diverso, sul senso diverso di veda cultura diversa, le veda lingue diverse, cioè il nostro gruppo è aperto sotto il senso qua. Ne mancano altri stessi all'estero, perché siamo invitati su questi festival che si... Scambiamo. Senti Gianni, tu hai fatto una cosa importantissima, ecco, usi e culture diversi. E veramente, quando io ti ho visto in Piazza dei Signori, c'era tantissima gente che guardava, veramente Piazza dei Signori era strapiena e nessuno si lamentava del diverso, che ballava, che cantava, che suonava, che partecipava a queste feste. Adesso noto invece che c'è una rabbia, non nei giovani Gianni, attenzione, nei meno giovani, quelli che magari, come dicevo prima, in famiglia hanno avuto persone che sono emigrate, che hanno fatto la fame, la miseria una volta, come raccontavi tu, lavori duri in tutti i settori, perché una volta era duro lavorare in qualsiasi settore, non c'erano di sicuro gli strumenti che abbiamo adesso. Perché questa rabbia, secondo te, verso queste persone che chiedono solo di integrarsi, non andiamo a vedere sempre gli esempi negativi, guardiamo quello che chiede di lavorare, ecco, di essere aiutato anche a essere, ecco, inclusivo. Perché io ho un banco solidale e vedo tutte brave persone, ho fatto delle regole, certo che sì, sanno che se sgarrano non c'è verso, non c'è il terzo richiamo. Mirella fa un richiamo e basta, uno è quello. Però io sono là dal 2010, non ho mai chiamato il 112, 113, è l'unico banco alimentare all'interno di un ente pubblico in Italia. Non so, se tu insegni le regole, le rispetti, questi ragazzi che sono all'hotel a Villa Fiorita a Monastir si comportano benissimo, vanno a mangiare con gli altri, nessuno si lamenta, anzi hanno fatto i complimenti, a parte quel bulletto, quel capetto che ho cercato anche di capire cosa voleva. E allora Gianni, perché questa rabbia proprio da quel mondo che ha provato la fame soprattutto? No, c'è un proverbio che dice che per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. Purtroppo, perché qualcuno si comporta male o va a visitare le nostre case o si sente robe in giro che, mica dico sempre, scusami, verso una parentesi, sulle nostre zone era in uso a Britoe. Sa che a Britoe è quella che si verde, era proprio sul nostro Trevisan qua, e gli regalava i tortei a 12 anni quando gli faceva la cresima, più o meno insomma, e gli regalava a Britoe perché serviva o per incalmare vide, o perché quando che era bestie serviva per tagliare una roba di un'emergenza, comunque la aveva sempre scarsea. Però non è mai successo che io per offendere qualcuno o per dirti che ti minaccio, che ti taglio così, ti taglio qua, però ho sempre abituato a scarsea. Adesso purtroppo i cortei sono di moda e succede il disastro. E ora per colpa di poche persone, Mirella secondo me, la gente si invenena il sangue, tutto è. Allora, sentiamo anche come commenta il Presidente Marcon anche a quello che ha detto Gianfranco Valeri, ritornare forse a fare un passo indietro tutti, non voi, ma quelli di dovere, quelli che abbiamo eletto, ecco, per capire che forse se vi ascoltano di più e agiscono su quello che dite, le proposte che fate, forse andremo anche avanti. Ma se continuano a mettere avanti burocrazia, paletti, impedimenti, tavoli, stati generali, che non ho capito cosa sono questi stati generali, non so se lei l'ha capito, io devo ancora capirlo cosa sono i stati generali attorno a questi tavoli. Prego Presidente Marcon. Stati generali sono complicazioni e cose abbastanza, non dico inutili, ma insomma, vabbè, passiamoci sopra. No, col signor Gianfranco sostanzialmente, come ha detto lui, siamo abbastanza sulla stessa onda, nel senso che sui politici ha inquadrato perfettamente il problema, nel senso che a alti livelli il problema è quello che ho spiegato prima, a bassi livelli ormai troviamo gente che non vuole più impegnarsi perché la realtà i politici, dal sindaco agli assessori comunali dei nostri paesi, sono caricati solo di responsabilità, con 1000 difficoltà, perciò trovare delle persone che lo fanno ancora volentieri, che lo fanno con spirito di adattamento, è sempre più difficile, lo capisco, e sarà sempre più difficile. Passiamo in qualche comune, vediamo che fanno difficoltà a fare le liste per fare l'elezione del sindaco. Sul discorso di affiancare il secondo autista e far pratica sul campo, l'avevo appena detto,
Io credo ritorneremo, Mirella, perché è la strada maestra, non abbiamo altre soluzioni, dobbiamo togliere un po' di teoria e mettere più pratica. Ritorneremo a farlo, così il signor Gianfranco è stato probabilmente, era del settore, se non ho capito male, ha inquadrato perfettamente la situazione, che bisogna magari defiscalizzare questo tipo di attività, ma metterli sul campo, e sono sicuro spero che con le nostre associazioni ci arriveremo, perché qualcosa si sta muovendo, ma i tempi sono sempre lunghissimi, però è l'unica maniera di fargli imparare il mestiere dell'autista e metterlo sulla strada, sul camion, affiancato a gente che lo sa fare. Questo è quello che credo. Volevo dar ragione al signor Gianni quando dice che per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. È evidente, lo scetticismo che c'è verso questo tipo di immigrazione è dato dal fatto che noi come bel paese accogliamo chiunque, non abbiamo certezza delle pene, altro grosso problema, perciò alla fine è triste dirlo, dico una cosa anche che magari è anche forte, però alla fine vive meglio chi delinque che chi lavora, e su questo non va bene. Su sta cosa qua la politica deve metterci mano, deve essere più ferma, più rigida, altrimenti la brava gente si sentirà sempre più oppressa da questo tipo di comportamento, e questo chiaramente viene imputato, insomma, che la delinquenza sia attribuibile all'immigrazione sono di dati oggettivi, non possiamo dire di no, ma viene un po' data al fatto che questa gente che arriva in Italia vive in maniera disadattata, se non trova lavoro prima o dopo si va. Il nemico subito dice: prendi sta bustina e ti prendi da mangiare, ti prendi le scarpe, ti prendi... Se non diventi, questa è la verità. Se non diventi dipendente del lavoro, diciamo giusto, quello in ordine, vai a delinquere, diventi operaio di quel tipo di attività. Avete capito perché dobbiamo iniziare veramente a impiegare questi ragazzi, a farli lavorare, a dare la dignità che anche loro meritano, perché provate a dormire sotto la pioggia, il freddo come questo inverno, senza niente, magari al mattino devi andare a lavorare, perché è così. Ecco, non tutti sono delinquenti, sono persone che lavorano e che non trovano casa. Abbiamo Nadia in linea. Ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Io volevo dire, ho sempre seguito tutti i giorni di questi ragazzi che dormivano, però l'impressione che mi ha dato quando erano in Piazza dei Signori sotto la prefettura, quel ragazzotto che era il capo, diciamo, perché tutto dipendeva da lui, era l'unico che sapeva l'italiano. Hai sentito come parlava quando è stato intervistato? E quella persona non lavora perché percepisce la NASPI, da 10 anni che è qua in Italia. Quello è un caporalato. Io l'ho definito così perché è quello che ha messo in subbuglio anche i suoi compagni, anche i suoi amici. Quello faceva lavorare i suoi amici. Alla sera, quando tornavano, devono depositare i soldi. A me ha dato quella impressione. Non so se mi sono sbagliata. Grazie, arrivederci e buona giornata. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Nadia. Il problema è che bisogna capire chi veramente si comporta bene, come dicevo prima, chi ha voglia di lavorare e chi vuole cercare di fare qualcos'altro. Prima o poi si dovrà scremare, non c'è niente da fare. Così non possiamo più continuare a fare finta di non vedere, di non sentire, perché il vaso è traboccato grazie a questi due imprenditori che mi hanno fatto da tramite, perciò io sto anch'io subendo degli attacchi personali, perché appunto qualcuno è come se avessimo messo le mani nelle tasche loro, non abbiamo toccato nessuno, sono soldi di questi due imprenditori che hanno deciso di aiutare e di far sentire, di far rumore, ecco, con questo gesto di aiuto a queste persone. Però quello che veramente dovremmo anche chiederci, Presidente Marcon,
queste associazioni di categoria come si muoveranno. Adesso ci saranno questi tavoli in prefettura, ecco questo sportello, sembra che si creerà questo sportello, ma voi che contributo potreste dare? Voi siete stati invitati, anche voi avete i vostri rappresentanti, ecco come vi porrete, cosa chiederete, perché qualcuno dovrà fare delle proposte concrete, qualcuno dovrà anche rispondere, poi quello che risponde no, magari nome e cognome non farebbe anche male, perché noi non sappiamo mai quelli che veramente controbattono a certe proposte anche importanti veramente per migliorare. Prego, Presidente Marcon. Non credo e spero ci saranno persone che dicono di no, perché come ho detto prima è una necessità anche delle aziende e del mondo economico reperire manodopera. Come associazioni stiamo facendo di tutto per tenere i contatti con le istituzioni, per capire, per agevolare. Il problema è che noi possiamo metterci dal punto di vista economico del nostro, aiutando dal punto di vista agevolando questi ragazzi qua che arrivino nel posto di lavoro con dei mezzi, con un welfare aziendale diciamo non normale. Però dall'altra parte troviamo, diciamo, non dico della resistenza, della poca praticità. Invece di agevolare il nostro cammino per portare a casa questi ragazzi, ci continuano a mettere i bastoni tra le ruote, perché ci vogliono i corsi di sicurezza, perché ci vuole questo, ci vuole l'altro, ci vogliono 1000 pratiche. E purtroppo devo dire, Mirella, che stiamo osservando sul campo una cosa, cioè la stanchezza dei nostri imprenditori. Dicono, beh, ma se io trovo sempre un muro di gomma a questo punto mi fermo, se devo lottare per portare a casa la gente che non trovo, a questo punto riduco la produttività. Allora torniamo al discorso che è meglio mettersi in finanza piuttosto che fare produzione. Però la finanza secondo me è un mondo abbastanza aleatorio, che bisogna stare attenti, perché fa tanti guadagni quanto tanti malanni. Abbiamo visto nel 2008-2010 negli Stati Uniti cosa è successo. Perciò la produzione va fatta, va tenuta. Le associazioni possono far tanto, ma dico anche poco, perché sono solo risposte all'altra parte. Come le dicevo prima, nella zona Pitergino-Motense ci stiamo trovando adesso, fra qualche giorno organizziamo con tutte, da Confindustria, Confartigianato al mondo agricolo, per capire trasversalmente quello che può essere il filo conduttore per aiutare a trovare manodopera, a dare dei servizi alle aziende, tipo la mobilità di prima. Non è banale, veramente nelle zone industriali, dico di Oderzo, che non è l'ultimo paese del mondo, ma bensì un paese anche abbastanza importante, arrivare in zone industriali non è servita agli autobus, non è servita alla ferrovia, non è servita a niente, perciò se uno non è automunito difficilmente arriva là. Però col PNRR, l'ho detto anche l'altro giorno, Presidente Marcon, hanno dato molto spazio e molti investimenti con i soldi alle piste ciclabili, alle car sharing. Perché non mettere queste biciclette all'esterno di queste zone industriali? Io ve l'ho chiesto anche l'altro giorno. Noi vediamo queste biciclette, poi i nostri trevigiani, non vedo pochi, prendono queste biciclette, qualche turista. Ma perché non metterle dove servono? Perché l'imprenditore non può anche lui cercare di dare anche una risposta a questi? Io veramente li vedo quando tornano a casa con dei mezzi veramente incredibili, perché veramente no, sgangherati di più. Perché non iniziare a capire che tutti quanti devono capire che alla fine sono fondi che arrivano dall'Europa, ma per aiutare gli stati a migliorare. Ecco, il car sharing perché non viene messo anche fuori delle fabbriche dove ci sono questi lavoratori, Guardi che ci sono questi, soprattutto questi lavoratori che non hanno i mezzi di trasporto. Noi non li abbiamo. Vi ho raccontato che non c'è più il mezzo né per tornare a casa né per andare al lavoro. Perché non si cerca anche di puntare su questo, visto che adesso arriva la bella stagione, tutto sommato, a parte che li vedo anche l'inverno in bicicletta, sono loro che vedi in bicicletta, no, io non ne vedo neanche uno dei nostri. Ecco, perché non cercare anche di capire che forse se si uniscono le forze si trovano anche le forme per arrivare al lavoro o a tornare a casa dal lavoro anche con questi mezzi e queste app che puoi scaricare la bicicletta a parte. Questo lo deve fare anche l'imprenditore, che loro non sono in grado di farlo. Sì, probabilmente il car sharing è un po' difficile, un po' complicato da organizzare, perciò nessuno se ne prende ancora, finché non sarà estrema necessità, si prende ancora l'obbligo di organizzare queste robe. Il discorso della bicicletta sicuramente può essere utile, però dobbiamo pensare, Mirella, che comunque non siamo tutti in zona. La bicicletta può essere utile se sei in prossimità delle tue attività, delle tue aziende, delle tue zone industriali, però bisogna pensare che un dipendente deve avere una certa, come posso dire,
libertà di muoversi con qualcosa di più utile, che possa essere un mezzo pubblico piuttosto che l'auto di proprietà, però con la Non ci siamo? Presidente, ma non ci siamo, non li abbiamo. Lo so, è inutile, però... non abbiamo. Questi ragazzi per arrivare in stazione, andare a Conegliano a lavorare, devono prendere il treno alla stazione di Treviso. Se avessero la bicicletta, parlo di Monastiere, cominciamo a vedere dove serve e a chi serve, perché se no non ne andiamo fuori, perché quando mi dicono ma arriva tutta l'Africa, no, non è arrivata tutta l'Africa al momento, vediamo quanti ne abbiamo. Abbiamo fatto il conto con i sindacati l'altro giorno, 300, facciamo 400, 100. Facciamo 500, li dividiamo per tutti i comuni che abbiamo, vediamo cosa viene fuori, 2, 3 per comune? Sì, credo di sì. Presidente. Perciò non sono tanti, lei dice. Ecco, perciò io dico cominciamo a vedere i numeri reali, quelli che hanno voglia di integrarsi, che lavoro e con che mezzi possono andare al lavoro. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Volevo dirti, quanto riguarda l'agricoltura, è diversa, e l'agricoltura è un'altra roba, una volta che era l'agricoltura, adesso con le tecnologie e quelle robe, e magari non sei più compagno, perché non quei pommi, le anziane, per i pommi, te parlo perché sono stato 80 anni in mezzo al mercato, so cosa che vuol dire. I contadini non ancora più il seme dei lavori, tutti al consorzio, chissà da dove viene, non abbiamo più la roba di una volta. E i giovani non puoi fare un confronto perché non avendo mai quella di 50 anni fa, 30, va bene, mi dà il gusto, è roba non, è di tutta compagna, è di tutto, ma cosa non veniamo più? Una volta ti sporcavi con una saliesa o con una fragola, perché buttare via la matta che voleva 2 mesi, adesso gli è cava crue, la roba da frigorifero, non dalle piante non nasce più niente, poco, va bene. Neanche i saliesi ne manda all'estero. Tutta una roba, un mercato falsato, te lo dico io. Una volta che era la stagionalità, ti mangiavi la roba di stagione, adesso no, perché sei tutto l'anno, ma roba che non sia neanche nostra. Abbiamo i limoni dalla Tunisia e dalla Spagna, in Aranze, tutte queste robe, i mirtilli dal Perù, cosa abbiamo bisogno di questa roba? E siamo tutti sbagliati, Mirella. Adesso al mercato, io fai i supermercati, io fai ora il prezzo della roba e queste robe qua. Ancora sei fortunati chi che viene su un paesetto, che ancora l'orto, mi mangia bene. Ma è roba che li compri sui supermercati. Per conto, ti lo dico che mio nonno era a Rialto 200 anni fa, pensa a te. Perché io è frutta e verdura, conosco come pescatore. Devo ancora mangiare una fragola buona, non so, dovevo comprare tutti i tipi, non so chi viene ma lasciamo perdere. Grazie caro Rinaldo. Presidente, questo però, quello che dice Rinaldo, ecco, questi prodotti che arrivano anche dal sud, adesso c'è sempre più problemi perché appunto con i costi che ha il carburante, il trasporto diventa veramente... com'è questa situazione? Perché si parlava del trasporto dalla Spagna, mangiamo di qua, mangiamo di là, ma noi vorremmo mangiare anche i nostri prodotti italiani, quelli che provengono dal sud. Io ho visto dei prodotti fantastici delle volte, ma con gran fatica riusciamo ad averli. Ecco, com'è? Perché veramente il problema del costo del carburante per voi è una cosa, prima la patente, il costo del carburante adesso, e i costi lieviteranno? Sono già lievitati perché tra una cosa e l'altra ormai sono passati 2 mesi, insomma, che siamo in crisi carburante. E si sperava, o meglio, secondo me no, il nostro governo sperava in una sistemazione della crisi internazionale che venisse avanti da sola, invece per questioni politiche internazionali è ancora bloccata. E il governo non ha grandi idee. Noi dal 25 al 29 abbiamo proclamato il fermo dei trasporti perché la situazione è abbastanza insostenibile da parte nostra.
E la risposta non abbiamo, dopo il primo incontro, di concrete non ne abbiamo. Il sottosegretario Rixi ha risposto a altre cose invece di rispondere all'emergenza immediata del gasolio, perché la nostra richiesta era quella di capire con dei bonus fiscali, con qualcosa di sistemare questa situazione, perché è inevitabile che le nostre tariffe si riversano sul costo della merce che arriva agli scaffali. E loro ci hanno risposto con eventuali bonus per integrare la modalità con le vie del mare, con le vie ferroviarie, che come abbiamo detto l'altra volta l'84% delle merci gira su ruota, perciò dobbiamo pensare a sistemare quella filiera, non sicuramente a pensare a interporti e quant'altro, che sono il futuro, ma pensiamo nei momenti, mi hanno sempre insegnato di investire quando le cose vanno bene e non quando le cose vanno male. Adesso bisogna tamponare questa crisi prima che appunto i nostri aumenti arrivino al consumatore finale. Io spero concretamente, per responsabilità del mondo del trasporto verso l'economia, che ci sarà una risposta concreta e seria da parte del governo. Non ci aspettiamo miracoli, non vogliamo sopravvivere di fondi statali. Ci aspettiamo almeno che ci ritornino quello che ci è stato tolto col decreto 18 marzo, cioè le 200 euro di accise ogni 1000 litri, che quello erano prima, ce le erano addirittura tolte. Forse non se ne sono neanche accorti, io sono convinto che non hanno capito che hanno sbagliato la manovra, però così è successo. Non vorrei, avete visto la benzina che salto ha fatto il 3 di maggio, perché hanno rimesso, anzi hanno tolto l'agevolazione ai 20, l'hanno portata a 5, perciò la persona comune che va a fare benzina alla pompa adesso paga 18 centesimi in più, 18 centesimi e 30 in più da un giorno all'altro. Non vorrei che facciano un po' il gioco, un giorno aumento il gasolio, un giorno aumento la benzina, e intanto così non se ne accorgono, un giorno faccio contento uno, un giorno faccio contento l'altro, poi così non fanno contenti nessuno. Noi abbiamo bisogno di una manovra concreta, perché se arriviamo veramente al blocco, e mi credo Milano, non è una questione di lamentarsi banalmente, però le aziende del trasporto adesso sono in difficoltà finanziarie, perché stiamo sborsando enormi somme di denaro per acquistare lo stesso gasolio di qualche mese fa. E abbiamo comunque forza maggiore alzato le nostre tariffe, però non in maniera adeguata per il costo che c'è stato. Speriamo che ci sia un tavolo serio, e io ho una fissa, forse l'ho detto anche l'altra volta che ero qua con lei, di avere un gasolio europeo. La Meloni l'altro giorno, mi sembra a Cipro o a Malta, adesso non vorrei sbagliare la location, finalmente ha fatto un ragionamento che ha detto parliamo in Europa di questa cosa, perché il problema non è italiano, è europeo, e dobbiamo creare un gasolio eterogeneo in modo da evitare anche dumping con altri paesi dell'est o piuttosto verso la Russia, che per anni già ci ha messo in difficoltà noi trasportatori europei. Però dobbiamo capire se siamo Europa, dobbiamo lavorare tutti insieme, perché questo calmierebbe i costi dell'economia. Io capisco anche da una parte, perché non voglio sempre quello che mi lamento, il governo, i soldi sono sempre pochi, anche se qua possiamo aprire un fronte che poi quando, non lo apriamo, Presidente, la prego. Quando servono per cose meno utili saltano fuori. Esatto. Però speriamo insomma che una mano, non dico sulla coscienza ma sul portafoglio, la mettano e capiscano che le nostre richieste non sono campate in aria, ma sono effettivamente per tenere un'economia tranquilla, e se questo non succederà sarà difficile evitare il fermo nostro, ma sarà un fermo che credo non sarà come quelli del 2007, cioè un fermo per strada con tante manifestazioni, sicuramente ci saranno, ma sarà più un fermo, mi fermo perché se continuo a lavorare ci rimetto i soldi, allora sto a casa, però se i camion non circolano le merci stanno ferme, allora diventerà un problema veramente più serio di quello che è già in corso. Ecco, io penso che lei abbia detto, ma veramente molto bene, l'importanza in questa fase veramente incredibile, che non riguarda solo l'Italia, ecco, come si muoverà l'Europa. Non c'è niente da fare, così è. Perché se siamo uniti e facciamo le cose per tutti, forse qualcosa si riesce a fare. Se cominciamo ognuno, perché in Europa ognuno va per conto proprio, non ho capito, ognuno decide per la propria casa, e invece dovrebbe diventare una casa comune, una casa che aiuta quei paesi quando ci sono queste difficoltà che non provengono dall'Europa, ma perché qualcuno ha deciso che le guerre sono diventate ancora una volta il numero uno. Il problema è che queste persone, poche, stanno diventando sempre più ricchi,
e gli altri invece sono in grande sofferenza. L'Europa deve intervenire, non c'è niente da fare. Qualcuno dice l'Europa, sì, ma i fondi del PNRR che anche l'Italia ha preso tutti, non è che non li ha presi tutti, adesso deve anche restituirli, che non è stata neanche in grado di impiegarli, questa la dice tutta, ecco, per ritornare a quello che ha detto il Presidente. Ecco, però l'Europa serviva allora per prendere i soldi. Allora non mi va l'Europa, non la voglio, però per prendere i soldi e come la voglio. E soprattutto cosa fanno i nostri parlamentari europei, perché a questo punto, visto che sono strappagati, abbiamo anche diritto di capire come si muovono, cosa propongono, cosa firmano, però non si sa mica mai niente di cosa. Ecco, una volta andavano i trombati, adesso spero che non ci siano più trombati, ma che ci siano persone per bene che abbiano a cuore il paese, visto che sono stati eletti per portare avanti i problemi del paese e cercare anche di risolverli con il loro contributo. Gianni, cosa vuoi dire? Ecco, cosa ne pensi? Tu invece da uomo saggio quale sei, che cerchi in tutte le maniere anche di portare avanti anche il bene del tuo territorio, organizzando anche questo festival che sarà quando, Gianni? Ora a Treviso è l'11 luglio, mi spero di vedere sempre prima, ma comunque a tutti che dico che è l'11 di luglio che sia in Piazza dei Signori il nostro stile folk. Stile folk. Esatto. Per quel che riguarda cosa volta, è cambiato tutto come che dicevamo prima, su affari di pochi anni. Sta Europa, che anche a me sinceramente che credo, però siamo sicuri che a Conte rispetto all'America, Russia, Cina, cerchiamo di far meglio che possibile, però purtroppo vedo delle volte che i tedeschi, giù come che te dici, dicono una roba, che altri che ne dicono un'altra, gli inglesi si mettono d'accordo con quest'altra. La nostra statista, per quanto ben che fa, può essere sempre criticata, io non so cosa fare, guarda. È meglio che te faccia il festival, ecco, per fare inclusione anche con le diversità. Abbiamo Padova in linea, chi sei? No, sono Francesco Mirella. Senti, prima di tutto, no, che 4 sveglie che te hai lì davanti, dove hai detto tolte? Perché me ne serve una. No, non dire niente, è vero. Che 4 sveglie, 1, 2, 3, 4 che te hai davanti, no? I miei gatti, tutte le gaiai. No, ma dove sei che sei tu? No, i miei gaiai, questa è l'ultima che si rivada a casa Sveglia Veneti, questa si rivada. Tutte regalate, non so dire. Sono in cerca per Padova, mi sento. No, non mi lo trova una, Domanda a Roma, te dico, se mi regalai? Sì, no, ma viene voi mia che te ne dai a me, No, non posso neanche darti, dire la verità, No, ma dove è che sei una tolle? Questo... Dove è il negozio? Quello è che magari senti io quello che te ho detto, i miei regalai. Sì, ho capito che te... ora come faccio a sapere dove ti regatolti? Siete unite? No, non ho idea, vai, mi informerò se te vuoi, ma al momento non so dire. Ma in giro per Paolo tutto un giorno, non io trovo neanche una. Ecco. Te dico altro, basta lei, va bene, andavo in cerca ancora. Vai in cerca. No, ti volevo... No, guarda che... Guarda, mi viene a dirti una roba, ma dico, guarda, dove che te potevi trovare? Guarda, tipo semplicemente un lampo, perché che doveva riceverlo anche a te sto lampo, visto con tutta questa pubblicità che fai sti lampi, ecco, chi vende di tutto e di più, forse ti conviene capire dove che ti dico, che forse ti trovi e anche... Vabbè, ciao, grazie della telefonata. Capite le volte i problemi la sveglia, ecco, quella che ti intriga magari questa sveglia. Una volta è sveglia da chi ieri è fatta, Gianni, questi sveglioni, perché questa è un'imitazione di sveglie di una volta che si aveva in casa, no? Sì, beh, perché ne ho una che a me è sul nostro museo, comunque anche, giustamente magari anche a me, cioè ti tiravi su la sera, poi faceva un rumore, tintum, non sapevi neanche se aspetta che sei ancora in linea, vai. Mirella, posso parlare? Certo. Ecco, attento, no, quello che voglio dire adesso per quanto riguarda il lavoro, no, perché questa era una roba in più per me. Per quanto riguarda il lavoro, a me mi viene in mente adesso una frase che ha detto il Presidente Macron. Prima, si vede che la che è scappata. Perché ha detto, chissà chi viene qua e chi si innamora del lavoro. La Bibbia ha fatto dire, no? E chi si innamora del lavoro, io ho detto, perché se insieme qua, chissà chi si innamora del lavoro. Ma scusa un momento, chi viene qua in cerca del lavoro, chi abbia fame del lavoro, no? E qua chissà chi si innamora. Oh, ma sta a casa tua se no? Se non devi lavorare, sta a casa tua, Te da venire qua perché te che hai bisogno di lavorare, te che hai bisogno.
Quindi sa da aver fame del lavoro, che questo è insomma delle regole. Non dire chissà chi si innamora, stanno qua. Cioè, a me mi ha fatto ridere, scusa. Mi metto ridere. Ognuno fa le proprie riflessioni, giustamente ti te fa a tu. Allora, Presidente, iga ad aver fame e iga ad aver voglia di lavorare. Mi sa che iga tutte e due. Il problema è capire che noi si trova dove andare a mangiare e dove andare a dormire e dove andare a trovare lavoro, perché non esiste un posto dove tu puoi trovare lavoro. Mettono i cartelli fuori, dopo io entro, che ve l'ho già raccontato, e mi dicono invece che vogliono la formazione. Ma ora non sta scrivi operai generico, scrivi qualcos'altro, perché sennò te mi imbrogli. O sbaglio, Presidente? Devo anche capire cosa cerchi. No, metta il cartello, cercati saldatore, cercati operai, cosa cerchi? Prego. No, giustamente il termine si innamora è un termine che adopero spesso quando parlo di queste cose, perché dico che uno deve, il lavoro che va a fare deve anche piacere, come deve avere una passione, altrimenti soprattutto il lavoro dell'autista non lo fai. E spesso, ma non sto parlando di persone extracomunitarie immigrate, anche l'italiano non affronta il lavoro perché lo pensa ancora come il lavoro duro, sporco, quello che diceva il signor Gianni prima, faceva una vita, diceva lei prima, abbastanza, non è più quella la vita. I mezzi sono moderni, sono attrezzati, sono comodi, hanno del rispetto di certe regole che perciò non sono più 24 ore di guida, basta che ce la fai. Perciò devono provarlo questo lavoro e allora capiscono che è più bello di quello che è, allora per quello dico si innamorano di questo lavoro, che poi forse è un termine abbastanza esagerato, però era questa l'idea a cui volevo portare, affiancandolo a un altro capiscono che non è così brutto come magari viene dipinto. Ma forse questi cartelli sono un po' generici perché cerchiamo un po' di tutto, ormai cerchiamo il saldatore, l'operaio, l'importante è che arrivi qualcuno e dopo pensiamo sempre di poterle formare. Certo, su 5 che entrano in azienda non tutti hanno voglia di formarsi, non tutti hanno la capacità Ma di formarsi. qualsiasi colore questo, non è che appartenga solo un colore, tanto per far capire che anche i nostri non è che siano tutti bravi. Fa parte del genere umano, anche gli stessi giovani nostri che prima dicevamo sono comunque la nostra speranza, io ho tanta speranza nei giovani, li vedo un po' distanti da quello che è il mondo pratico. Adesso i giovani d'oggi, e su questo stiamo facendo un grosso lavoro sulle scuole, tendono a fare lavori più vicini alla finanza, vicino alla consulenza, vicino a quello che si studia all'università, giurisprudenza, però giovani che vanno ai nostri istituti tecnici a fare il saldatore, a fare piuttosto che l'idraulico, facciamo veramente fatica a mandarli. Per soprattutto indirizzo, non dico colpa dei genitori, perché il genitore attuale che è della mia classe, insomma della nostra età, preferisce mandare il proprio figlio a una materia più, come posso dire, teorica, meno faticosa sembrerebbe, però come discutevamo l'altra volta, secondo me ci deve essere un ritorno a questi tipi di lavori perché sono necessari, sono ben pagati e vi perdoni l'ascoltatore di prima se dopo devono innamorarsi del lavoro, perché il lavoro dell'idraulico, dell'elettricista non è il mio lavoro, ma sono lavori adesso qualificati, sono belli e i giovani sono convinti che se arrivano a provarlo capiranno che non sono brutti come lo pensavano loro. Il muratore è semplicemente un altro lavoro che sicuramente sono lavori di fatica, però se li provano sono convinti che capiscono che sono ancora lavori belli e da poter fare. Sono perfettamente d'accordo. Sebastiano da Abano, vai Sebastiano. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno. Io non è la prima volta che lo dico, signora Mirella. Naturalmente il lavoro piace alla gente, però ormai, io l'ho sempre detto, dopo il Covid è cambiato la mentalità delle persone, quindi le persone hanno scoperto durante la pandemia la cosa bella di stare anche un po' a casa con la propria famiglia, quindi dovrebbero cercare i titolari e i dipendenti trovare un accordo, di dire facciamo un accordo che vi diamo un pochettino più libertà. Il lavoro non dovrebbe essere 8 ore di lavoro, ma ne dovrebbe essere anche 6 ore di lavoro, almeno posso stare un po' con la famiglia in più, perché la gente ormai ha cambiato il sistema di lavoro. Molti, lei lo sa che io lavoro negli hotel, molti colleghi miei hanno cambiato settore, ma non è perché non hanno voglia di lavorare, hanno capito che vanno nei supermercati,
fanno un orario unico e hanno più tempo libero per stare con la propria famiglia, per la vita privata. Sebastiano, scusa, voglio farti una domanda, dimmi la verità, all'interno della ristorazione quanti ragazzi diversamente italiani ci sono? Guardi, ce n'è tanti, sono sincero, ce n'è tanti, e gli posso garantire che anche gli italiani non vogliono fare più quel lavoro lì. Finendo la mia generazione, il trovare dipendenti che hanno voglia di lavorare negli hotel sarà molto ma molto difficile. O gli imprenditori trovano la mentalità che dovevano fare un orario continuato, perché le pensi che io ho 2 turni, i camerieri hanno 3 turni, i camerieri per fare 8 ore ci impiegano un giorno intero, io lavoro la mattina e lavoro la sera e non è che abbiamo delle paghe chissà quanto, paghe di 1.200-1.300 euro, ragazzi miei, quindi, ma non è soltanto perché, anzi io sono fortunato che lavoro per un'azienda seria dove lo stipendio è sicuro, come la morte pagano sempre, non ritardano e non nulla, però la gente si è stancata perché quando prendi 1.200-1.300 euro al mese, paghi l'affitto, paghi il mutuo, paghi le bollette, ma in tasca che cosa fai tu, Sebastiano? Non mi ricordo più, il cuoco, l'aiuto cuoco? L'aiuto cuoco. Ecco. Ti ringrazio Sebastiano, sei stato molto chiaro, ti ringrazio, devo chiudere perché il tempo è terminato, però avete capito cosa ha detto Sebastiano, avete sentito gli stipendi, non sono 3-4 mila euro come si sente in giro, ecco minimo perché sentiamo delle cifre, però è un aiuto cuoco, però quello è stipendio, sempre quello è 1.200-1.500, giriamo sempre su questo. Presidente Marcon, come ci saluta, con quale messaggio? Messaggio, non voglio essere pessimista, perciò forse è meglio che non lancio nessun messaggio. Dai, un messaggio, però, Presidente. Dai, io sono sempre convinto che la storia si ripeta nel tempo, perciò ripartiremo con slancio. Sentendo l'ultimo intervento del signor Sebastiano, purtroppo a chi non piace stare a casa con la famiglia, penso a tutti, però penso che il rilancio parta proprio dal lavoro, cioè da rimetterci un po' a tirare sulle maniche, come si diceva una volta, e a essere più produttivi, perché altrimenti non ne usciremo, perché se facciamo meno ore di lavoro aumentiamo i costi delle aziende, aumentare i costi delle aziende vuol dire aumentare il costo della merce che tornano gli operai a comprarla, perciò bisogna renderci più produttivi, non dico prendere a modello la Cina, però purtroppo se sono diventati la potenza numero 1 mondiale l'hanno basata sul lavoro, non sicuramente su diciamo ridurre gli orari lavorativi, perciò bisogna trovare una media dove ci sia una società che sta bene però che produce, altrimenti non riusciamo a... c'è stato anche questo stravolgimento, se pensiamo a qualche anno fa, Mirella, lavoravamo anche il sabato, poi il sabato a mezzogiorno, adesso mi sembra, non so, nel mio settore ormai venerdì a mezzogiorno ci fermiamo quasi tutti. Hai capito? E diventano 4 giorni e mezzo, dove i costi fissi sono da spalmare su 4 giorni e mezzo, perciò inevitabilmente crescono. Perciò c'è tanto da fare, non buttiamoci giù. Sul discorso immigrati io dico una cosa, ci sono i bravi, bisogna trovarli come hai detto te. E visto che bisogna trovarli, deve trovarli la politica, e la politica deve essere... È stata eletta per quello, no? Esatto, per fare il bene del paese, o sbaglio? Deve essere più ligia e più intransigente con chi non si comporta bene, altrimenti anche l'italiano che si sente usurpato a casa sua, come ha detto il signor Gianni prima, non riuscirà mai a integrare questa persona. Sono d'accordo, sentiamo Giuliano, vai Giuliano da Belluno. Buongiorno Mirella. Buongiorno. Ascolti, io sono stato sia dipendente che datore di lavoro e ho 68 anni, credo di poter dire la mia. Allora, sulla base delle esperienze fatte da mia moglie, che ha 34 anni e continua a sbattere la testa per trovare un posto di lavoro, posso dire a quel signore che sta di fianco a lei che mentre giustamente lui dubita della volontà di emanciparsi, di prepararsi dei giovani, vorrei ricordargli che ci sono molti datori di lavoro che non hanno nessuna voglia di insegnare e non hanno tempo da perdere a insegnare ai giovani, e quindi ci troviamo con dei giovani
che non vengono presi in considerazione da imprese artigiane come può essere una parrucchiera o quant'altro, perché se hai fatto la scuola non sai fare niente perché conta quello che sanno loro. Se non hai fatto la scuola non vali niente perché devi fare prima la scuola e quindi te non vali niente. Uguale per i posti pubblici. Nei posti pubblici mia moglie è andata a lavorare per 6 euro l'ora a lavare 1200 piatti nel giro di 3 ore, è venuta a casa con la schiena rotta. E cosa ha guadagnato? Si è presentata in un albergo a lavorare nelle camere, un albergo a Ozzano Emilia. Sa cosa le davano l'ora? I 6 euro l'ora non glieli davano a ore, gli davano 2 euro a stanza. Provi lei a fare una stanza per 2 euro, per 2 euro. Ecco, io voglio solo che si rendano conto che abbiamo dei datori di lavoro, che a chiamarli sfruttatori è un complimento. Grazie. Grazie a te, veramente grazie. Ecco, qualcuno ha il coraggio di dire anche quello che succede in altre situazioni, come quello ho raccontato, che questi ragazzi non hanno neppure l'acqua da bere, devono razionare l'acqua perché non gliela danno, si devono arrangiare. E il ragazzo che avevo ospite ha detto è vero, perché è capitato anche a me, perciò questi ragazzi hanno detto la verità. Adesso qualcun altro sta a decidere cosa fare, come comportarsi, come portare avanti anche gli esempi positivi, le proposte, soprattutto quelle valide. Dopo ti dirò che gli imprenditori sono con 2 occhi, un naso, una bocca, un cuore, come tutti, sono uomini, donne. C'è chi vuole metterci la faccia, c'è chi si comporta bene. E siamo sempre là, bisogna capire dove vogliamo arrivare, con chi vogliamo andare a parare, con quali persone. Io sono sicura che la parola principale è la competenza. Se noi non mettiamo attorno ai tavoli persone competenti, l'ho detto anche ieri e ne abbiamo, guardate che ne abbiamo tanti, non ne andremo mai fuori. Ecco, la politica delle volte deve fare un passo a lato, un passo indietro, poi ascoltare alla fine, però lasciar parlare le persone competenti che forse hanno anche delle soluzioni valide da mettere al tavolo. Questo io penso che deve essere fatto e forse anche gli imprenditori, meno finanza e più cuore come avevano gli imprenditori di una volta, che capivano l'importanza della persona che lavorava per loro, il valore di questa persona. Noi non possiamo continuare a sentire che pagano il CEO milioni e milioni di euro e l'operaio è ancora a 1.200-1.500 euro al mese, che è quello che tiene su la fabbrica, e l'importanza. Ecco, certi imprenditori devono capire anche questo. Io direi di chiudere questa parte, Gianni, siccome non ho nessun servizio di domenica, non so come mai, ma non ce l'ho. Siccome abbiamo parlato di luce, di fiammelle, io vorrei chiudere con queste fiammelle che è la tradizione della pastoria del Borgo Furo. Penso una chiusura importante. Tu prima di vedere con quale messaggio vuoi salutarci, Gianni, e ti ringrazio per quello che fai, ecco, per cercare tu di portare avanti le tradizioni anche del nostro bellissimo territorio che è il Veneto. Sì, appunto. Intanto speriamo che queste guerre, queste robe finisce e che viviamo sempre più tranquilli tutti quanti. Mi rifavo a quello che può essere la nostra caratteristica dei nostri veneti, specialmente, che qui mi ricordo da te, io in una cucina grande e quando che capitava, qualche volta capitava un foresto che chiamavamo e accoglievamo con tanta curiosità per sapere cosa, da dove che veniva, cosa che aveva di nuovo da contarmi. E daimo un piatto di minestra, mi ricordo mia mamma, mia nonna, lo coccoava questa persona. Spero che giustamente vedremo queste nostre, diciamo, caratteristiche, queste nostre caratteristiche dei nostri veneti e che il mondo va abbastanza meglio, se cambia tutto, però bisogna che cerchiamo anche di trovare la soluzione, giustamente come il Presidente diceva, che le robe vai avanti nel miglior modo possibile. Allora chiudiamo questi interventi, ringrazio i miei ospiti con questo video molto bello, le fiammelle. Accendiamo tutti una fiammella, chissà che prima o dopo qualcuno ciappa fuoco, Presidente, perché veramente non posso dire altro. Andiamo a vedere il servizio. Con la luna se pasea
Solo luci rosse che ricordano i lumini per l'antico ballo delle fiammelle che il gruppo folcloristico della Pastoria del Borgofuro di Sant'Angelo sta provando per le prossime rievocazioni popolari. Fiammelle come quelle che si elevavano al cielo dalle tombe, i fuochi fatui per la scienza, la presenza visiva per qualche istante delle anime erranti del purgatorio per la nostra tradizione popolare. Che ne approfittava col discorso dei morti per dirmi stai attenti tutti te, se non stai buoni e vieni a tirarmi le gambe. E ciò, noi stiamo buoni perché ci abbiamo paura. E il nostro gruppo della Pastoria del Borgofuro vuole fare un po' rievocare quando che la gente passava davanti ai cimiteri e vedeva queste fiamme venire su dalle tombe e pensava che fosse state anime dei nostri morti. E là ciò, e ora ci aveva paura perché sì, figuremo se c'è una cosa che vedeva. Senti, mogliera, un gran fatto m'ha toccato. Dal paese casa venivo e da buon cristiano pregavo. Mi passavano un controllo, quando che da lente il muro, un fogasso magnoso s'apparà in mezzo scuro. Sono restato come un pandol, ho visto tutto rosso e come sacchito il cariol, son finito Trento il fosso. E proprio per scongiurare questi incontri con le anime perse che all'imbrunire del Dì dei Morti si usava danzare intonando questa filastrocca che molti poi ripetevano per darsi coraggio tornando tra i viottoli bui verso casa. Mirella d'Ariese, vai Mirella! Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Dico una storia molto triste perché guarda, l'anno scorso l'amico di mio ex marito fa l'autotrasportatore. Ecco, è tanti anni che lavora autotrasportatore e aveva nel parcheggio del camion, era fermo e l'ha controllato perché lui lavora di notte e porta i generi alimentari ai centri commerciali Milano e Roma. E dunque ha controllato il suo camion, dopo è andato a riposare. Era tutto a posto, è partito e per la strada i carabinieri l'hanno fermato e hanno controllato il camion da alto e basso. E sapete che cosa c'era sotto il camion? Un ragazzo incastrato là. Il camionista è stato di stucco perché ha detto ho controllato prima, non c'era niente, sono stato a riposare mezz'ora e sono partito tutto a posto, non è colpa mia se quel ragazzo là, straniero, si è inficcato sotto il camion. E sapete che cosa fa? Un giorno di carcere ha fatto per definire tutte le cose per bene che ha fatto, non è stato lui per qua che là. Il ragazzo gli hanno estradato via, la polizia, ecco, è andato a finire che ha perso un giorno di carcere, ha fatto un giorno di carcere e detto me lo ricorderò per tutta la vita. Una situazione di questo genere. Non so, non mi pare c'è neanche a quelli che coppa 3 persone, questo vabbè, bisogna vedere, ecco. Grazie Mirella della telefonata, dopo ognuno fa le proprie valutazioni, prendete per quello che è, perché poi sapete la verità magari sono altre. Io ringrazio veramente Paolo Marcon, presidente di questi autotrasportatori, questa associazione molto importante, speriamo che qualcosa cambi. Grazie a Gianni Marini, presidente Pastoria Borgofuro, di essere stati con noi e noi dobbiamo essere ottimisti e basta, non c'è niente da fare. Ottimismo, pubblicità.
751 milioni di euro. A tanto, secondo le stime della CGIA di Mestre, potrebbero ammontare i rincari delle bollette per 2 milioni di famiglie venete. Gli incrementi più consistenti nella provincia di Padova, con una stima di 143,7 milioni. Seguono Verona, Venezia, Treviso con 131,3 milioni di euro e Vicenza. Un salasso al quale vanno aggiunti gli aumenti del carburante, con il diesel che in queste ore ha toccato anche punte di 2,2 euro al litro, con le inevitabili ricadute sulle attività artigianali e commerciali. Lo conferma il maestro pasticcere Massimo Albanese. In ogni caso questi aumenti che possono esserci stati in quello che è l'ambito dei trasporti incidono nelle materie prime per noi e quindi abbiamo comunque subito dei rincari. Ma se petrolio e gas risultano essere, a 2 settimane dallo scoppio del conflitto in Iran, le materie prime che hanno registrato l'impennata maggiore, non sono da trascurare le oscillazioni dei prezzi di altri beni che con la festa del papà e la Pasqua alle porte rischiano di pesare sulle produzioni legate a queste ricorrenze. Il cacao, il caffè, poi ciclicamente burro e uova aumentano proprio a ridosso delle festività di Natale e Pasqua. Oscillazioni fisiologiche dei prezzi, oggi più che mai rimarcate a causa del conflitto in Medio Oriente, ma Albanese rassicura. I rincari ci sono, io come azienda e comunque il nostro settore siamo tutti dell'idea che in questo momento è opportuno mantenere i prezzi calmierati e quindi non applicheremo degli aumenti, soprattutto in vista di queste festività. Festività dunque salvate dagli aumenti, ma le preoccupazioni, inutile negarlo, guardando al futuro, restano. Purtroppo queste cose creano un po' di preoccupazione, un po' di agitazione sia nel nostro contesto e quindi nella questione produttiva e anche nella clientela. Grazie a Elena Bertorelli, Presidente Casa del Consumatore del Veneto, di essere con noi. Sentiamo dal suo osservatorio importantissimo cosa ci racconterà questa mattina. Prego Elena. Grazie Mirella, grazie per l'invito. Purtroppo abbiamo visto insieme questo filmato, gli aumenti a livello di bollette, a livello di carrello sono estremamente aggressivi. Pensiamo Mirella e telespettatori che dal 2021 al 2026 c'è stato un rincaro del carrello spesa del più 32%, ciò vuol dire che per ogni famiglia con media di 4 persone c'è stato un aumento di 500 euro all'anno, a cui naturalmente non corrisponde mai l'aumento dello stipendio e delle pensioni, perché noi siamo di fronte a una situazione, secondo me, gravissima, perché fuori le persone fanno veramente fatica ad arrivare, non dico alla terza, perché una volta si diceva la terza settimana, siamo arrivati alla seconda, signori. Quindi c'è un modo per riuscire a fermare queste situazioni. Le associazioni consumatori come la mia, Casa del Consumatore, cerca di fare delle sollecitazioni, fare delle proposte a livello romano, naturalmente a livello di Stato, a livello di governo. Alcune cose le abbiamo raggiunte, poi magari ve ne parlerò, però la situazione a cui stiamo assistendo, anche se viene definita, l'avete vista, come oscillazione fisiologica, non è un'oscillazione fisiologica e non può essere chiamata tale se abbiamo un rincaro di 500 euro su beni di prima necessità, per mangiare, voglio dire, no, per vivere, no, i vestiti per andare nei red carpet che vediamo oggi sui telegiornali, per vivere. Non è possibile che sia considerato normale. Una cosa però che io sto pensando, e dico sempre la frase pensare male qualche volta si fa peccato, ma a volte ci si azzecca. Non è che stanno distogliendo con la storia dell'immigrazione i problemi reali invece del paese, che sono ad esempio le truffe, che non sono fatte di sicuro da questi ragazzi, ma sono fatte dai nostri, dagli italiani in generale? Assolutamente, secondo me Mirella bisogna un po' chiarire, bisogna chiarire questa situazione, perché tutti i nostri sportelli sul Veneto sono
invasi oramai da persone che sono state truffate, ma sono state truffate, purtroppo devo dirlo io, da italiani, da persone italiane, truffe molto gravi. Faccio per esempio l'esempio dell'ultima e della penultima che è capitata. L'ultima è stato un signore che è stato truffato di 50.000 euro attraverso una truffa telematica in cui si presentano come i finti antifrode della banca, quindi una truffa effettuata al telefono. E poi abbiamo cominciato tutte le ricerche, abbiamo fatto, naturalmente prendiamo in mano questa situazione, andiamo a vedere dove è andato, dove è stato destinato questi 50.000 euro truffati. Non sono stati destinati all'estero, purtroppo, Mirella, sono stati destinati in una banca italiana, quindi fatta da italiani, perché era italiano, è intestato a un italiano questi 50.000 euro che adesso andremo a riprendere, e la banca è italiana. Quindi un secondo caso che per fortuna saluto anche il signor Guido, che è un tuo ciao signor Guido, che è un tuo fedele telespettatore, che si è accorto di una truffa sempre al telefono di un finto carabiniere. Ha sentito un finto carabiniere, lì si è reso conto, ma chi parlava era italiano, è riuscito a dire no, ma tu sei un truffatore. Però chi chiamava non era uno straniero, era un italiano, purtroppo, ed è riuscito a salvarsi, perché probabilmente grazie anche a tutte le informazioni che cerchiamo di fare, gli incontri sul territorio, ne facciamo più che possiamo, però sì, ecco, più che possiamo con i nostri mezzi di un'associazione consumatori. Probabilmente ha sentito carabinieri, ha collegato a uno degli incontri che avevamo fatto recentemente nel suo comune e ha detto no, qui non è vero che mio figlio ha fatto un incidente, e ne ha detti di tutti i colori ed è riuscito a salvarsi dalla truffa, ma sempre italiani però. E soprattutto questo aumento di prezzi, questo sproporzionato, ecco, possibile che non si riesca a capire chi fa speculazione, eppure hanno nomi e cognomi questi speculatori. Noi non possiamo continuamente alzarsi la mattina e vedere dei prezzi assurdi nel vero senso della parola. Chi è che dovrebbe controllare, Bertorelli? Allora, ci sono tutte le authority a cui noi continuiamo a fare segnalazioni. Le autorità, sì, perché ogni settore in cui noi abbiamo gli aumenti, in cui li vediamo con il carrello della spesa, con i carburanti, con le bollette, ogni settore ha una sua autorità di garanzia e di controllo. Noi come associazioni consumatori in prima linea cosa possiamo fare? Possiamo fare delle segnalazioni e continuiamo a fare, non solo noi ma tutte le associazioni consumatori naturalmente nazionali, continuano a fare segnalazioni di ogni tipo che portano a dei risultati che però non sono strutturali, non sono quelli che richiediamo. Cioè ci sono le authority, noi possiamo segnalare, possiamo fare massa critica, se poi i cittadini ci aiutano segnalandoci dove per esempio magari la benzina è veramente fuori controllo, se ci segnalate anche a casa del consumatore diventiamo portatori della vostra istanza nelle sedi delle autorità che controllano queste situazioni. Quindi non abbiate paura, perché poi il vostro anonimato viene garantito, non è che esce nome e cognome della persona che fa la segnalazione, perché capiamo che un cittadino semplice, una cittadina semplice ha anche paura di esporsi, perché non sa mai cosa potrebbe avere in cambio, c'è anche questa paura. Poi i veneti lavorano di più, perché bisogna sempre lavorare di più, perché gli stipendi oramai, adesso si parla di stipendio giusto, vorrò capire, cercheremo di capire, magari la prossima volta ne parleremo insieme, e aumentano invece gli orari di lavoro, cioè aumentano le ore per riuscire a vivere. Allora andiamo a vedere anche questo caro costi gelato, e uno pensa magari vabbè, sto a casa, mangerò un gelato, hai voglia? Andiamo a vedere.
Veneto tra le prime regioni in Italia per il consumo di gelato, terra di mastri gelatieri e di buon gustai. La guerra esplosa nel Golfo e il blocco dello stretto di Hormuz fa temere rincari anche in questo settore, dopo l'ottimismo che si era respirato a inizio anno. Quest'anno, inizio dell'anno, i primi mesi, c'erano dei primi segnali di normalizzazione e avevamo riscontrato degli abbassamenti dei prezzi dei listini di alcuni fornitori, ma con la crisi nello stretto in Iran questo ci ha riportato totalmente indietro, tanto che notizie proprio di questi giorni, alcune aziende nel settore soprattutto delle plastiche, del packaging, hanno aumentato i listini in questo momento del 10%, poi in futuro non lo sappiamo ancora. Aumenti sono legati anche al caro carburanti e ai trasporti su gomma, ma problemi potrebbero esserci anche per il reperimento di alcune materie prime. Un esempio, il pistacchio. Uno dei maggiori produttori a livello mondiale, se non il principale, è proprio l'Iran. E quindi attendiamo notizie, perché già il pistacchio era, la frutta secca in genere, era stata soggetto negli ultimi 2-3 anni a delle forti oscillazioni soprattutto in crescita, e questo potrebbe compromettere un po' sia il raccolto sia le forniture in Europa. Per ora i prezzi di cono e coppetta non subiranno alcun aumento, assicurano i gelatieri, e del resto, con l'arrivo del caldo, il gelato resta uno degli alimenti più freschi al quale nessuno, nonostante la crisi, sembra disposto a rinunciare. Sul gelato ancora non stiamo notando questa situazione assolutamente, il comparto va molto bene, sappiamo come Confartigianato ci sono altri settori dove la spesa magari è un po' più consistente rispetto al cono, che magari può costare i 2-3 euro, lì sì, iniziano a vedersi delle contrazioni. Abbiamo Elda da Venezia, vai Elda. Pronto, sono Imelda, Imelda. Imelda. Io è da 10 giorni che sono senza frigo perché si è rotto, è ancora in garanzia. Continuano a chiamare e mi rispondono che devono prendere dei pezzi. Questo frigo l'ho preso online, ma costa la garanzia che scade il giorno 9 di questo mese. E qua nessuno si fa vedere. Cosa devo fare? Devi chiamare la Elena Bertorelli, lascia il tuo numero Imelda che poi lo do alla Elena se vuoi, in maniera che così ti chiamerà e vediamo se riesce a risolvere il tuo problema, perché non è neanche giusto. No, anche perché bisogna dare una... Sì, signora, mi raccomando, perché se le scade la garanzia, bisogna interrompere il termine della garanzia attraverso una PEC, che è una raccomandata digitale, oppure con una raccomandata cartacea. Non basta la telefonata. Quindi magari dopo lasci il suo numero alle collaboratrici e ai collaboratori della signora Mirella al centralino e poi la richiamiamo. No, perché poveretta è anche preoccupata e ha anche ragione. Un'altra cosa, ecco, abbiamo visto questo servizio del gelato e il pistacchio, solo il pistacchio, manca tutto, manca latte, manca tutto. Cioè il pistacchio naturalmente siamo consapevoli che è prodotto in Iran e quindi è evidente, penso per tutti i telespettatori, che ci siano dei problemi per procurarselo, però non manca solo il pistacchio, è questo che dico, perché se mancasse solo il pistacchio va bene, prendiamo il gelato e il fior di latte, voglio dire, a cioccolata no, nel senso non è un problema. Però manca tutto, cioè mancano anche e soprattutto nelle persone, nei banchi alimentari che aiutano il prossimo. Non arrivano più prodotti, non arrivano più generi alimentari, manca il latte, cioè non è che sì, il pistacchio, e capisco naturalmente, mi metto nei panni della gelateria che abbiamo appena visto, mi metto nei panni, molte persone amano il pistacchio, io compresa, però capiamoci, un gelato lo possiamo mangiare anche di altri gusti. Quando cominciamo a vedere la moria, cioè che vengono meno alimenti più di quotidianità come burro e latte e farina, giustamente Mirella, e lì dobbiamo preoccuparci di più,
Quindi cercare non di rassegnarci, ma cercare di farci sentire, di fare rumore. Magari se non trovate dei prodotti nei supermercati dove andate, fate una segnalazione alle associazioni consumatori tipo Casa del Consumatore. Il vostro nome non viene da il cognome, non vengono forniti i dati sensibili perché manteniamo la riservatezza, però noi veniamo a conoscenza di un dato e possiamo fare una segnalazione. Molto chiara, però io tornerei alla questione della truffa perché si sta dilagando. Ecco, e soprattutto le fragilità. Cosa si può fare? Ecco, la politica come potrebbe intervenire? Perché qui non riusciamo, chiami le forze dell'ordine, ma anche loro cosa possono fare? Prego. Allora, innanzitutto quando una persona subisce una truffa non deve subentrare quel senso di vergogna. Io ho visto sempre nelle persone che vengono al nostro sportello quasi il senso di vergogna. Non è così, si è vittime di un reato. Se una persona viene picchiata in un bar non si deve vergognare, vero? Perché è stata picchiata da qualcuno che ha commesso un reato. Ecco, è uguale per le vittime di queste truffe telefoniche finanziarie che vanno dai 1.000 euro, mi raccomando, in conto corrente, fino alla più alta che ho visto di 110.000 euro. Allora voi direte, come fanno? Sono estremamente bravi. Quindi siamo tutti, sia io che Mirella, sia Mirella che io, tutti i collaboratori, tutti siamo potenziali destinatari di una truffa, quindi non sentiamoci mai liberi e superiori a queste situazioni. Cosa si può fare? Allora, le associazioni consumatori, Casa del Consumatore ha effettuato una sollecitazione per questa situazione. Allora intanto dal 19 giugno prossimo non sarà più possibile per i call center effettuare contratti, perché un altro tipo di truffa è questo, cioè che persone che arrivano in sportello con contratti che manco sanno di avere firmato perché l'hanno fatto al telefono. Ecco, dal 19 giugno i call center di luce e gas, solo luce e gas però, non potranno più fare i contratti telefonici e questo è comunque una buona notizia, certo, che arriva in fondo a infinite segnalazioni che hanno fatto le associazioni consumatori. Quindi questa è una buona notizia. Qual è l'altra faccia della medaglia? È che noi avevamo chiesto che questa impossibilità ci fosse anche per assicurazioni, per banche, per telefonia. Invece per ora è stato fatto solo per luce e gas e che soprattutto questa norma venisse inserita nel codice del consumo, quindi volevamo rendere strutturale questo divieto. A chiunque ci chiama non possono farci i contratti telefonici, cioè non possono. E inoltre ricordiamoci, dal 19 giugno fino al 19 giugno stiamo attenti, perché basta dire il sì e c'è il contratto. In ogni caso, se lo avete fatto, se vi arriva una bolletta che non riconoscete, rivolgetevi con fiducia alle associazioni consumatori, per cui è pane quotidiano. Dopo il 19 giugno state attenti, perché fatta la legge si trova l'inganno. Allora, veloce. Allora mi raccomando, voi non chiedete mai di essere ricontattati ai fornitori, perché altrimenti crolla la tutela. Grazie a Elena Bertorelli, Presidente Casa del Consumatore del Veneto, che inviteremo ancora, perché come sentite una cosa che preoccupa sono le truffe, se ne parla pochissimo, noi facciamo anche lezioni di sicurezza il sabato su questo, perciò niente, aspettiamo che qualcuno si decida, ed è la politica a intervenire con delle leggi severe e con la certezza della pena. Grazie, adesso andiamo a vedere l'assegno, il vostro assegno a chi è andato. Ciao carissima famiglia di Rete Veneta, oggi c'è una grande sorpresa per voi. Indovinate dove siamo? Siamo a Chiarano e siamo venuti a trovare Cecilia e Federica. Allora, come va Fede? Si va avanti. Brava. Oggi è il compleanno di Cecilia, quanti anni compie? 5. 5 anni. Sei emozionata? Sì. No. Fantastica.
Non ho parole, io non oso immaginare lei. E questa è la motocicletta. Andiamo avanti ancora con la speranza che la situazione si possa risolvere. È dura, è difficile, comunque resta ancora complicata. Cosa ha avuto veramente? Spiega un pochino. Principalmente è affetta da epatoblastoma, che è la malattia primitiva, ovvero un tumore al fegato, che poi si è metastatizzato nei polmoni. Quando ha subito il trapianto si sono poi accorti che aveva questa continuazione nel pancreas e non l'avevano mai visto. Da lì quindi gli hanno fatto una resectomia anche pancreale parziale. Poi hanno voluto sperimentare per la prima volta al mondo un trapianto fatto su bambino, la prima volta al mondo, già stato fatto su adulti ma mai su bambini, di fare un autotrapiante delle cellule pancreatiche, le isole di Angeras, e quindi hanno portato il pancreas a Milano, hanno fecondato le cellule, le sue cellule ancora buone, quelle intanto che sono riuscite a recuperare, e da lì praticamente la mattina successiva gli sono state impiantate mentre era comunque intubata dal giorno precedente. E così adesso continuiamo con la camioterapia, perché comunque c'è ancora la presenza di cellule e quindi... Cosa dicono i dottori primari, il trapiantologo, che non hanno mai visto una bambina? Reagire così, affrontare 4/5 operazioni in un mese e mezzo neanche. Lei dopo una settimana cosa vuole? Alzarsi in piedi? Sì. E giocare? E camminare addirittura. Vuole camminare, è vero? Sì. Chiudi gli occhi. Ecco qua, Fede. Hanno voluto darti un altro assegno perché sanno quanto tu hai bisogno in questo momento, che ancora il tuo papà non lavora. Siete da soli, però non siete soli perché c'è la grande famiglia di Rete Veneta che vi è sempre accanto. Come sempre le parole continuano a mancarmi, se non fosse che posso solo ringraziare tramite Rete Veneta tutti voi e Rete Veneta, che porta il nome di tutte le persone che ci supportano, che ci stanno vicino, e non potendolo fare personalmente ad abbracciarvi tutti, posso farlo in questo modo, però è tutto quello che posso fare col mio cuore in questo momento.